presento subito dei graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Francesco Ferrarese. Anzi, professor Ferrarese, si presenti. Buongiorno, non sono professore, sono dottore come titolo e lavoro all'Università di Padova, dove faccio elaborazione di dati geografici, di dati spaziali. Praticamente studio il territorio, insomma, con sistemi di telerilevamento, di cartografia, eccetera, applicati sia all'evoluzione del territorio sia a particolari fenomeni, sia fisici che di geografia antropica, umana, economica. Dipende un po' da quello che mi si chiede anche. Sa perché l'ho chiamata professore? Perché noi questa mattina siamo a scuola, impariamo. Impariamo ad ascoltare le persone competenti, quello che ci dirà il dottor Ferrarese, che io ho chiamato professore, avete capito perché. Perché l'ambiente, parleremo anche della Marmolada, questo territorio meraviglioso, ma vorrei parlare anche dell'Alpago, un altro territorio che sentiamo poco, bellissimo. Cosa sta succedendo alle nostre montagne? La perla delle Dolomiti che qualcuno ha voluto far diventare New York, forse. Ecco, ci manca solo quello, vedremo cosa succederà, mentre di pensare ai giovani, all'ambiente che vorrebbero. Sono molto vicini e penso che i dati anche che lei avrà da raccontare, da dare, saranno dei dati importanti per capire dove si vorrà andare a parare, loro cosa vorrebbero, questi dati problematici. Parleremo delle grave di Ciano, ecco, sono tre temi fondamentali, dalla montagna alla pianura, però che riguarda tutti noi. Dobbiamo capire e perché facciamo fatica a frequentare determinate zone, ci incanaliamo tutti su una zona e basta, e non andiamo a vedere che a due passi magari ne abbiamo un'altra molto più veloce, usufruibile, ma è troppo lontana, non ci sono servizi. Allora saluto anche Naitana Mario, vediamo se c'è. Sicurezza partecipata. Buongiorno Naitana, buongiorno. Buongiorno signora, come sta? E lei? Io sto bene, sono appena rientrato da qualche giorno di ferie e niente, così colgo l'occasione per essere ancora con voi. Saluto il professore, ecco, bravo, che ha un argomento bellissimo, perché sì, l'ambiente e il territorio sono, dico, veramente importanti. Noi che ci occupiamo di sicurezza partecipata e studiamo il territorio, l'ambiente e quant'altro, da un punto di vista di sicurezza ma anche di sviluppo urbanistico, direi che è un'ottima sinergia in questo senso, perché noi affrontiamo una parte e il professore ovviamente da parte dei suoi studi affronta l'altra. Sarebbe bello un bel confronto. Mi fa veramente piacere, vede, c'era sempre, si parlava prima col dottor Ferrarese, il problema che abbiamo di far capire invece l'importanza, ma soprattutto di capire che ambiente abbiamo, come lo viviamo questo ambiente, come lo rispettiamo questo ambiente, perché è facile sempre passare il cerino, ma bisogna capire anche culturalmente se siamo pronti al rispetto di questa natura meravigliosa che abbiamo ancora in parte la fortuna di vedere, non so per quanto. Ecco, i ragazzi che diventeranno diversamente giovani, non so se avranno la fortuna di vedere o di aver visto le cose che fortunatamente abbiamo visto noi. Ecco, ancora questa natura che era un po' incontaminata. Adesso io sono, vede Maitana, sto bene, ma sono molto preoccupata. Sono preoccupata perché vedo che non c'è la volontà di seguire questo percorso che è il rispetto dell'ambiente, che sono veramente le cose che ci fanno veramente sorridere, vedere questi giovani che sono tantissimi. Abbiamo visto il giubileo dei giovani, dicono che non ci sono, ma ci sono, saranno anche pochi, ma li abbiamo, certo. Di cercare di curarli bene, di farli crescere bene, in armonia con la natura. Non vedo questo. Allo sport, e nello sport, un agonismo pazzesco. Andiamo avanti, l'ambiente non ne parliamo, vogliamo vedere cosa sta succedendo. Allora, dottor Ferrarese, cosa ci dice? Ecco, che dati vuole dare questa mattina a Sveglia Veneti? Ma innanzitutto che parlando della nostra regione
abbiamo un uso del suolo, è una cosa ormai nota, abbastanza consistente, cioè consumiamo suolo per fare nuove infrastrutture, nuove zone residenziali, artigianali, e questo indica una certa vivacità dell'economia, il che non va mai male, per carità, però dall'altra parte ci pone di fronte a un problema, che è il problema appunto della gestione del territorio stesso, della sua qualità sia intesa come servizi ecosistemici, cioè quei servizi che la natura ci dà per consentirci di vivere bene, in salute, aria, acqua, ambiente, chiamiamolo il verde, anche se è una definizione un po' troppo sintetica. E questo è un problema che dobbiamo cominciare a tenere presente. Io capisco che l'economia fortemente detta i tempi allo sviluppo delle comunità. Però laddove la tecnologia è così forte da alterare i tempi, l'armonia della crescita, allora dobbiamo anche tenere d'occhio quello dove insiste questo sviluppo economico, industriale, eccetera. Persino l'agricoltura stessa, ormai si parla di agroindustria, non più di agricoltura. Perché? Perché è un sistema volto a una produzione molto spinta e che quindi richiede molta assistenza tecnica. Mi ricordo un intervento, una sottotrasmissione di un signore, io penso fosse un agricoltore, che parlando di biodiversità poneva il problema che nella produzione spesso si va su un'unica specie. Perché? Perché non sulle varietà, su un'unica, perché è quella che rende di più. E quindi abbiamo monoculture dappertutto, ma proprio della stessa specie addirittura, e che si è visto che può creare qualche problema. Questo è solo un caso, quello della monocultura, che è abbastanza spinta, oppure io mi ricordo ancora già negli anni 90, ad esempio, che nel caso sempre dell'agricoltura, visto che sto parlando di questo, ogni anno i campi cambiavano colore. Perché? Perché si produceva quello che chiedeva l'Unione Europea. Quest'anno le sovvenzioni sono per i girasoli, allora tutti i campi di girasoli. Quest'anno sono per il mais, solo mais. Il mais è stato sempre tradizionalmente molto usato nella nostra regione. Perché? Perché è fondamentale per l'allevamento, e abbiamo allevamenti abbastanza diffusi ed efficienti, è una voce economica presente, molto presente, e tanto da vedere. Uno dei primi studi che ho fatto era proprio quello della distribuzione degli insediamenti di interesse zootecnico nella nostra regione, vedere come ad esempio gli allevamenti del vitello da carne bianca, che cos'è? È un vitello che praticamente viene nutrito solo a latte in polvere, per mantenere la carne bianca, no? Ed erano tutti concentrati sulla pedemontana. Perché? Perché lì le aziende agricole hanno meno spazio, avendo la montagna sopra non hanno tutti i campi di foraggere, di mais che possono essere introdotti nell'allevamento. E allora si usava quel tipo di allevamento perché richiedeva solo la polvere di latte. Determinati spazi. Esatto, minori spazi e un'alimentazione che non era legata alla produzione della stessa azienda agricola per le bestie, per dire. Quindi ci sono tutti questi aspetti che comunque devono essere un po', se non governati, perlomeno essere studiati per vedere se sorgono delle criticità in merito. Sentiamo come commenta Naitana. Naitana, come commenta le parole del dottor Ferrarese, che questa mattina fa il professore, noi ascoltiamo con degli esempi molto importanti. Prego. Condivido pienamente quello a cui accennava il dottore, nel senso che io colgo due punti su quello che avete detto voi prima. Il primo è un punto di attenzione. Si parlava sempre della tanta gente che va solo e esclusivamente in certi posti, quindi il famoso, quello che viene chiamato adesso in inglese overtourism. Ma questo è dovuto al fatto, e mi collego un po' al mio discorso sulla sicurezza,
che quando la gente va in ferie, che è sempre più ridotta, e questo è un dato di fatto, tende ad andare in posti che sono importanti da fare le foto, fare selfie, fare quant'altro. Quindi il turismo diventa un turismo di esserci in un posto e non un turismo per cogliere la bellezza del vostro territorio, perché il Veneto veramente è una regione splendida, c'ha le montagne, c'ha il mare, c'ha le colline, c'ha tutta una serie di zone turistiche non indifferenti e anche artistiche. Il problema è che la gente va in questi posti solo e esclusivamente per questo. Questo da un punto di sicurezza cosa significa? Quindi mi collego al mio discorso, al fatto che la gente tende a postare su Facebook il giorno subito dopo che ha fatto le foto, postare guardate sono in vacanza. Questo è uno dei messaggi peggiori che uno possa dare sui social, perché eventuali malintenzionati possono vedere, verificare e sapere che quella signora, quel signore o quella famiglia è via per un tot di giorni. Il secondo collegamento io lo faccio col fatto che, come dicevate prima, non c'è interesse per il territorio. Ebbene, la sicurezza partecipata muove nel senso di dire che la propria casa non termina laddove c'è il suo cancello, il suo portone d'ingresso, ma anche il territorio dove vive. Infatti noi che ci occupiamo di formazione del controllo di vicinato tendiamo sempre di più a far interagire le persone e i gruppi di controllo di vicinato col proprio territorio, quindi con i parchi che siano vicini, con le vie, col degrado, proprio per insegnare a capire il territorio. Non solo nel nostro territorio, quindi vicino a provincia di Milano, stiamo partendo dei progetti di partecipazione dei ragazzi tramite disegni, fumetti o quant'altro, per far capire l'importanza del territorio, l'importanza dell'ambiente e l'importanza della sicurezza che dà un ambiente condiviso piuttosto che un ambiente abbandonato. Quindi è veramente importante far capire alla gente che il proprio territorio è un territorio loro, cioè finché la gente non capirà, voi avete parlato della marmolada, finché la marmolada non viene presa come qualcosa di proprio, qualcosa che ricorda tutta la storia, tutto il passato della vostra zona e quindi è da rispettare in questo senso, non si riuscirà a fare il passo successivo, cioè quello proprio di quando si va in montagna si rispetta, quando si va in una città turistica ci si rispetta, non si fanno disegni, non si fanno tutta una serie di atti vandalici in tutti gli altri posti. Quando si va in un parco non si butta la pattumiera in giro, ma si cerca di mantenere. Ma perché? Quel territorio è nostro, è di tutti, non è del fantomatico Stato o del fantomatica provincia, perché lo Stato e la provincia siamo noi. E questo è proprio il concetto che noi cerchiamo di far passare come sicurezza partecipata. Abbiamo Rinaldo in linea, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Al professor De Padova me la illustrerà perfettamente quella che è la situazione in questo momento. Hai già detto la verità. Perché? 1080 anni che si mangia frutta e verdura. Purtroppo da tanti anni non c'è più il mangiare del prima, e coltivazione del prima, e a cura per gli orti, per le robe. Adesso che è tutto uguale, non c'è più le semenze perché in età non si mette via il contadino, gli dà il consorzio e chissà da dove che viene. E il gusto, la stagionalità non c'è più, perché tutto l'anno ti trovi roba. Abbiamo i moni dal Marocco, dal Perù, ma è cosa che non è Sicilia, che abbiamo un limone, va bene, che è a fine del mondo, che abbiamo di tutto, che avevamo, non c'è più niente.
adesso si fa 4-5 coltivazioni di roba, ma non è buona, mica che ho tanti anni, quando che vado a fare le spese adesso che non ne voglio più, va bene, non riesco a comprare roba, perché non c'è gusto, i cavi nei tarine crude, i cavi perché i da venderle, ma non c'è, è frutta e verdura adesso, 5-6 euro nei tarine, ma è assurdo, per il fatto che è frutta, quando che è matura, dura 3-4 giorni, e lì è assurdo, adesso si fa tutti quanti, siamo orgogliosi perché si depositi, chi mette dentro la roba e dura un anno, è una vergogna, è roba secca da venderla in stagione, rancurarla in stagione e venderla, e il popolo mangia bene, e cresce sano, va bene, perché anche la dieta mediterranea, cosa seria, era per i poveretti, mangiava la roba sana, un poco di aglio, un piede di pomodoro, e una fetta di panduro, e sei cresciuti forti, rigogliosi la gente. E adesso se andiamo delle montagne, e che modo fanno gli altri? E c'è centinaia di migliaia di chilometri di piste da sci, va bene? Centinaia di migliaia di macchine che va su e su. E da cosa segniamo? Adesso funziona, adesso la gente, i più giovani, ma che deputati che non sa neanche cosa che sia una gallina, un pulcino, perché mica neanche, io vedo solo questi libri. Una volta era una roba normale, perché tutti in casa, ed era il sistema che avevamo, giusto al progresso, non ha portato tanto, ma negata va via anche tanto. E ora bisogna pensare, bisogna rinunciare un pochetto, come che dice il professore in poche parole è giuste, e ne ha detto come che siamo messi. Basta, quello giusto che ho detto il professore. Grazie. Bravo, caro Rinaldo, fammi andare avanti, l'ho visto che bisogna mangiare bene, andiamo a vedere agli orti sociali dei Veneti Schiacciati del Banco Solidale, andiamo a vedere cosa vedremo e cosa sentiremo. Dai. Zucchini, insalata, cetrioli, pomodori, carciofi, uva, fragola, di cui è già iniziata la vendemmia. Sono solo alcuni dei prodotti coltivati negli orti sociali del Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Un'occasione per stare insieme coltivando la terra e soprattutto per aiutare chi è in difficoltà. Per far capire l'importanza degli orti sociali, l'importanza di far capire che si semina per aiutare. Ecco, aiutiamo il Banco Solidale. Accanto agli orti solidali, quelli denominati Obama, ovvero gli orti a base mano. Dove le fragilità, anche in carrozzina, ma anche diversamente giovani, possono tranquillamente venire, seminare, raccogliere, annaffiare. Fondamentale il lavoro dei volontari e, come li chiama Mirella Tuzzato, dei diversamente giovani che mettono tutta la loro esperienza nella coltivazione degli orti. C'è anche questo scambio tra generazioni, tra culture, e ne sanno veramente una più dell'orso. Dovremmo imparare da queste persone, anzi invece di isolarle, farle veramente proprio socializzare assieme ai bambini e ai ragazzi. Un raccolto ricco, fatto di amore, nel pieno rispetto della natura. Sono prodotti che non hanno niente, sapete cosa vuol dire niente? Solo acqua, perché crediamo molto nella natura. I prodotti saranno poi distribuiti al Banco Solidale. E adesso, Mirella? Adesso portiamo tutto al Banco Solidale, naturalmente con questi mezzi ecologici al massimo, la biciclette anche di una volta, ma questa è la vera vita e la vera natura. Banco Solidale che non si ferma nemmeno in agosto. Il banco non va mai in ferie, il banco è sempre aperto anche il mese di agosto. Chi vuole portare le idrati alimentari, poi ne abbiamo veramente bisogno, specialmente scatolame. Allora, professore, adesso lo dico io, professore, questi diversamente giovani che lavorano a fianco della Mirella assieme ai diversamente agili, ai giovani che troviamo, mi hanno fatto vedere un'erba che in dialetto si chiama erba porseera, perché la davano ai maiali. Lei ha già capito di cosa parlo. Io la mangio e spero di non essere... Esatto. Mai saputo niente di sta erba, anzi la calpestiamo quasi tutti, se la troviamo la buttiamo. E invece mi diceva questo signore che coltiva questi orti sociali
che è un'erba buonissima da mangiare, sia cruda che cotta, con le foglioline. Anzi, nei ristoranti è gourmet, perché è molto pregiata. Lei sta sorridendo. Sì. Io l'ho guardato e dico, ma cosa mi stai dicendo? Ma prova a mangiarla, Mirella. E ieri sera, in effetti, l'ho lavata molto bene. La prima volta che ho detto, Maria, ho detto, ma sei sicuro che domani mattina devo andare in trasmissione? Vai tranquilla, mangiala, è buonissima. Io non avrei mai, ve la farò vedere, non l'ho portata, ma ve la farò vedere perché vi faremo anche vedere questo servizio molto importante. E soprattutto, professore, cosa succede su questi campi dove c'era una volta l'ex manicomio, dove queste persone seminavano, raccoglievano, non c'erano i farmaci che c'erano adesso, perciò era anche un punto anche per questa rabbia, ecco, diciamo proprio coltivarla in maniera diversa. Forse i giovani, quelli più bulletti, farebbe molto bene fare questo, ecco, invece di tante altre cose, ma soprattutto quanto poco conosciamo. Ecco, veramente questa sicurezza partecipata, anche questa è una sicurezza partecipata, perché puoi anche risparmiare, puoi essere sicuro in ambienti bellissimi, eppure cosa stanno facendo? Ci stanno dividendo. Allora, i bambini da una parte, i diversamente giovani da un'altra, i diversamente agili da un'altra ancora. Professore, io ho cercato di unire le forze, ma mi segano. E non si deve fare, professore, no. È troppo facile, no, non va bene quello che sta facendo la Mirella. Allora ti segano e continuiamo a essere divisi. Per fortuna che qualcosa arriva, come questo signore che ringrazio e altri, che riusciamo a fare un po' di squadra, però c'è questa, la divisione non porta da nessuna parte. Allora io penso che la politica passerà, professore, e noi rimarremo, perché il mondo del volontariato bene o male rimarrà, saremo in meno, ma ci saremo e faremo tutto quello che stiamo dicendo adesso, compreso quello che diceva Naitana, la sicurezza, perché abbiamo dovuto farla noi, mentre paghiamo persone che avrebbero dovuto pensarci prima e fare. Questa è una sicurezza partecipata per tutta la comunità naitana, ma vuoi vedere che il cittadino deve fare anche questo? Sì, deve fare anche questo in attesa che qualcuno si svegli. Prego, professore, adesso la chiamo professor Ferrarese. Allora, questa erba, lei la conosce? Allora sì, tra l'altro me l'ha fatto conoscere una persona che lei conosce, che è la dottoressa Katia Zanatta, botanica, che me la propose proprio in insalata, è buonissima. È veramente molto, molto saporita, molto gustosa, quindi la conosco. Croccante anche? È croccante? Sì, proprio sì. Buonissimo. E posso tornare un attimo? Certo. Allora, intanto mi complimento sia con lei per l'iniziativa degli orti, sia con Maitana per la sua attività e la sua iniziativa. E in effetti è quello che è emerso proprio sia da queste vostre due testimonianze, è quello che tento di fare una mia sintesi molto personale, che la sicurezza diviene anche dal fare comunità. Dove c'è comunità come dice lei, aperta a tutti, non chiusa a gente anche che viene dall'estero, a giovani, anziani, diversamente abili, facendo qualcosa tipo l'attività degli orti o tipo altre cose, cioè, anzi quella degli orti poi ci si concentra sul territorio e sul valore, no? che il territorio, che i tempi del territorio, perché veder crescere le piante è un'attività che ti coinvolge per un lungo periodo di tempo, perlomeno per una stagione. Ecco. E secondo me è una valenza importante, sta proprio alla base anche della sicurezza, perché laddove riesci a fare comunità la sicurezza forse è più facile. Perché? Perché c'è più dialogo, c'è confronto, si impara. Noi pensiamo di imparare tanto dalle parole, da quello che ci dicono, che ci spiegano. In realtà impariamo molto più dall'esempio, da quello che fanno gli altri. E questo secondo me non dobbiamo mai scordarlo, ma è una cosa personale che deriva un po' dalla mia esperienza, insomma. Professore, parentesi, ma non le sembra che forse mancano proprio gli esempi, anche manuali? Vediamo tante parole, tanti social,
ma proprio esempi, quelli veri, quelli che ti fanno capire come lavorare la terra, come mettere in sicurezza il territorio, come fare sicurezza con degli esempi. Io ne vedo pochi, eppure c'è la formazione, ma poca formazione, prego. Forse sì, ce ne sono pochi, però, o meglio, non sono così visibili, forse più che essere pochi, perché secondo me ce ne sono. I maestri ci sono sempre, pochi, ma ci sono sempre in tutte le epoche, eccetera. E l'importante è ascoltarli e lasciarli parlare da dentro di noi. Cioè, porgere attenzione. Tante volte noi leggiamo, ma cosa dice quello lì, ma senti che cosa, ma che cosa fa? E dopo pian pianino digeriamo e diciamo, forse aveva ragione, ma lo pensiamo, magari non lo diciamo a voce alta, è umano. Ecco. E sì, forse è proprio anche, non lo so, io mi domando se in quest'epoca dei social, come anche Maitana diceva, no? Attenzione nell'uso dei social, no? Che rischiate di esporvi anche troppo, è vero questo. E che forse l'uso dei social invece ci pone la luce, l'attenzione su un aspetto molto superficiale, esteriore delle comunità, dei singoli. No? Sui social siamo leoni e diciamo di tutto, però dopo magari se ci prendono viso a viso, ecco. E questo mi ricollego ancora a quello che ha detto Maitana, ad esempio, dov'è che si va? Si va di fronte al ghiacciaio della Marmolada per farsi il selfie e far vedere, mi faccio il selfie di fronte alla Marmolada, cito la Marmolada come esempio. Se questi sono i valori che poi guidano anche il turismo, eccetera, vado nel luogo alla moda, eccetera, ovviamente questo crea una grande superficialità e un grande consumo come valore, che il consumo non è un valore in sé per sé, è solo consumo, è solo stare dietro le mode, e quindi questo è un po' un problema. E un'ultima cosa vorrei dire del signor Rinaldo, che ringrazio, e ha posto due problemi. Uno, quello già citato anche da Maitana, quello dell'overtourism, quando ha parlato della montagna. La montagna tra l'altro vive 2 stagioni rispetto al mare, che generalmente vive una lunga stagione estiva, dove c'è veramente un sovraccarico di turisti, di persone. La montagna di solito ne vive 2, quella invernale, che tra l'altro ha sempre più bisogno nell'ultimo periodo di un'assistenza tecnologica, cioè l'innevamento artificiale, e oltre agli impianti, va bene, ma ormai quelli li diamo per accettati, e l'altro problema che poneva era quello della biodiversità, ed è vero, cioè adesso i prodotti sono quasi sempre crudi perché devono poter maturare, sono conservati in frigorifero, eccetera, mentre una volta compravi il frutto che era maturo, ti durava 2 o 3 giorni al massimo a casa, e si mangiava secondo la stagione, mentre adesso non c'è, praticamente è impossibile non prendere un prodotto che non sia. Purtroppo è vero. Leone da Tre Baseleghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, Ciao. saluto i tuoi ospiti. Hai ragione Mirella a essere poco contenta di come sta andando per l'ambiente, perché veramente mi sembra che non ci sia proprio interesse. Allora, qui in questo paese abbiamo visto strade, superstrade, autostrade, parcheggi enormi. Nessuno, non c'è mai avuto una protesta. Si vuole fare una ferrovia, la TAV, succede il diavolo a 4. Ma questo paese sta andando indietro? Dovrebbe essere a favore delle ferrovie. Hanno fatto vedere in Sardegna una centrale elettrica che va a carbone, fatiscente, vecchia, e fa un inquinamento infernale. Non c'era nessuno che protestava. Volevano fare dei mulini a vento, proteste a non finire. Volevano mettere dei pannelli fotovoltaici sulle serre degli agricoltori che producono su serra, proteste all'infinito. Perché? Perché quelli che mettono i mulini a vento fanno i soldi con il vento dei sardi. Quelli che mettono i pannelli solari fanno i soldi con il sole dei sardi. Ma ti immagini che specie di mentalità c'è in questo paese? Adesso io mi sto accorgendo che nelle mie siepi stanno morendo degli olmi
allora forse c'è una malattia, qualcosa che sta succedendo. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. E vedi Leone, il problema è dove si vuole andare a parare con questi investimenti che tu hai detto, ecco, con questa nuova tecnologia, come fare, dove farla, che è molto importante, perché se non c'è un controllo adeguato, guarda che può succedere il finimondo, questa è la verità. Però avete sentito anche questo piano fotovoltaico a Rosà che è stato contestato dal fisico il professor Zanni, che l'ha contestato in pieno perché ha detto non serve tutto quel popò di ambaradan, ne basta molto meno, basta fare i conti cosa serve a ogni persona di kilowatt, si fa presto a vedere cosa serve, eppure vedete che la direzione è un'altra. Allora, dottor Ferraresi, come risponde, visto che lei è il diretto interessato a Leone di Tre Baseleghe? Allora, Leone, che ringrazio, pone una questione, una ferita molto aperta, che è quella delle grandi opere essenzialmente, perché la TAV tutto sommato la possiamo considerare una grande opera. E Leone dice però serve per la ferrovia e se noi non sosteniamo la ferrovia dobbiamo per forza, immagino che sia questo il pensiero di Leone, sostenere il trasporto su gomma, quindi con i problemi di quel tipo. Ora io sulla questione ambientale della TAV non sono informato, quindi posso dare solo una sensazione da quello che viene fuori. Quello che noto però è questo, che ogni grande opera, guardiamo anche il ponte sullo stretto per esempio, crea sempre un'opposizione. Ora è abbastanza normale, però sono sempre più forti le opposizioni. È il caso anche delle Grave di Sano, no? Delle casse di espansione. Perché? Perché secondo me il territorio ormai è saturo, lo abbiamo saturato e non vorremmo aver più nulla da dover ancora modificare, da dover ancora sovraccaricare di infrastrutture, eccetera. E molto spesso si parla del fenomeno, l'hanno anche citato per il caso delle casse di espansione a Ciano, del famoso fenomeno NIMBY, cioè non nel mio giardino, no, not in my backyard. Cioè l'opera serve sì, ma non a casa mia, ma lontano da. Allora, il fatto che negli anni, prima del 2010, in Veneto, io posso parlare solo del Veneto, c'erano circa 280 comitati che erano sorti contro opere ambientali, diciamo. Comitati ambientali che o non volevano l'inceneritore o il traliccio, eccetera. Che era praticamente metà, cioè c'era un comitato ogni comune e mezzo in Veneto. Questo non possiamo più dire è un fenomeno NIMBY che così liquidiamo, no? Un fenomeno sociale di contrasto all'opera che invece serve e ci serve per il nostro sviluppo. No, questa è una precisa richiesta, un preciso disagio sociale di fronte a un territorio che evolve troppo in fretta ed evolve in modo innaturale, togliendoci quella necessità, quegli spazi che hanno contribuito a vederci crescere. Sono troppo veloci questi cambiamenti. Io mi ricordo i primi anni 2000 quando sono sorte tantissime, perché c'era un giro finanziario tra banche, imprese, eccetera, il mercato lo chiedeva, tantissime zone residenziali nuove, campi trasformati in condomini, palazzi, eccetera. Rioni tutte completamente nuove, che insomma a un certo punto cominciava anche un po' a disorientare le persone che abitavano lì. Io sono andato a abitare su una di queste zone nuove e mi sono accorto dopo però prima cosa c'era. E quindi in realtà è un'esigenza che sta sorgendo, è quella della cura del territorio, della condivisione, di vivere il proprio territorio. È difficile vivere un'infrastruttura, l'infrastruttura serve per andare da una parte all'altra. E se sovraccarichiamo il territorio di queste cose, dopo cosa ci rimane? È un problema che dobbiamo tenere ben presente. I grattacieli a bosco verticale, abbiamo quello, non serve più uscire di casa da nessuna parte, vado nel terrazzo e ho il bosco, perché stanno arrivando a questo. Sì. E soprattutto questo fa, a mio parere, impaurisce molto i giovani. I giovani hanno paura del loro futuro, ecco, capiscono che c'è qualcosa che non va, cercano anche loro di fare quello che possono fare, anche con delle proteste delle volte anche molto forti,
però mettetevi nei loro panni. E chi è che protesta? Di sicuro non il diversamente giovane, mi non vo combatta, tanto mi vado a morire. Queste sono le frasi che sento in giro, professore. Mentre il ragazzo dice, bene o male, un domani il futuro sarà anche nelle mie mani, cerco di portarlo nel migliore modo possibile. Pubblicità. Andiamo a vedere, andiamo a Vicenza, a Piovene, controllo di vicinato, poi sentiamo cosa ci dice il nostro ospite Maitana Mario. La firma del protocollo d'intesa con la Prefettura di Vicenza per il controllo di vicinato nel comune di Piovene Rocchette sancisce la nascita dei primi 3 gruppi di controllo di vicinato, rispettivamente nel quartiere operaio di Rocchette, nel quartiere del Maronaro e del quartiere del Grumello. È una prima importante tappa nel rafforzamento del controllo diffuso in materia di sicurezza con questa importante istituzione di controllo del vicinato che coadiuverà in maniera efficace e efficiente le forze dell'ordine nel controllo del territorio. Fare rete strutturale tra cittadini e istituzioni per migliorare la sicurezza urbana nel territorio sembra diventare una scelta sempre più condivisa dalle amministrazioni comunali. L'ultimo protocollo firmato dal sindaco di Piovene Rocchette e il prefetto certifica l'avvio di questo importante accordo, grazie anche alla collaborazione dei residenti. In molti infatti si sono resi disponibili a far nascere i 3 nuovi gruppi di vicinato per poter interagire con continuità e rapidità con le forze dell'ordine. Fondamentali le segnalazioni dirette dal territorio e dai quartieri di Piovene, una sensibilità spiccata dei residenti sul tema, nonostante i dati dello scorso anno documentino un numero di reati ampiamente al di sotto della media nazionale. In materia di furti, che è uno degli temi caldi e più attenzionati da parte dell'opinione pubblica, la nostra comunità sta registrando dei risultati interessanti e confortanti, nel senso che l'incidenza dei furti è in diminuzione e restiamo di gran lunga al di sotto delle medie dei dati che caratterizzano altre comunità e anche del dato provinciale, regionale e tantomeno nazionali. Nel nostro caso abbiamo meno di 10 furti per ogni 1000 abitanti nel corso del 2024. Allora, a Vicenza sarà anche così, ma a Treviso, nel mio territorio, di sicuro no. Molti dicono, anche in Aitana, molte persone addirittura non denunciano, perché dobbiamo mettere in conto anche questo. Lei dal suo osservatorio come vede la situazione? Prego. Allora, io sono contento ogni volta che nascono dei gruppi di cittadini, perché voi tenete conto che gli unici che sono presenti sul territorio 24 ore su 24 sono i cittadini. Purtroppo sappiamo tutti, non possiamo nasconderci dietro una foglia di fico, polizia locale e forze dell'ordine, quindi carabinieri e polizia, sono sempre di meno e quindi come tale non possono essere 24 ore su 24. E non solo, sono i cittadini che non solo sono 24 ore su 24 sul territorio, ma conoscono espressamente il loro territorio. Mi ricollego al discorso del professore quando parlava di comunità. La comunità in questi casi è molto importante, perché anche laddove non esiste un problema urgente di furti, di truffe e quant'altro, la creazione del controllo del vicinato forma un substrato, come si direbbe in agricoltura, tale una specie di humus per cui la gente riesce anche nei periodi di tranquillità a fare gruppo, a capire tramite formazioni ben precise che fanno le associazioni o la polizia locale o i carabinieri, cosa segnalare, cosa no, ma soprattutto l'interesse di questi cittadini nei confronti del territorio. Quello che io consiglio a tutte le amministrazioni comunali quando partono sul controllo del vicinato è vero, la prevenzione sui furti e sulle truffe è importante, ma è importante, e mi ricollego ai vostri discorsi in studio, al fatto della cura delle fragilità. Noi abbiamo, il Paese Italia è un paese sempre di più con persone anziane, con persone giovani, con persone che hanno anche dei problemi. Ecco,
i gruppi del controllo vicinato devono anche attenzionare queste situazioni. Perché? Perché gli anziani soli sono coloro che rischiano di più in truffe, in furti e quant'altro. Le persone che hanno problemi sono le persone che sono più soggette a cose particolari. Ecco che fare comunità, fare gruppo, non è solo esclusivamente sulla prevenzione, ma è un lavoro di coesione sociale. E mi ricollego sempre a quello che diceva il professore, di considerare anche all'interno dei paesi le persone che man mano emigrano in quei posti per lavoro o quant'altro. È questo la questione di comunità. Quando si dice ci sono sempre più comitati per le proteste, condivido quello che dice il professore, ma provate a pensare, se noi abbiamo spinto sull'individualità delle persone e quindi non a fare comunità e coesione, è chiaro che quando sorge il problema poi ognuno reagisce in una certa maniera, e basandosi sull'individualismo non si tende a fare delle riunioni all'interno del comune con tutte le funzioni pubbliche e private che possono esistere per un certo problema, ma si viaggia sull'individualismo spinto, quindi ognuno vuol fare un comitato di protesta, di contestazione e quant'altro. Provate a pensare se ogni paese fosse una comunità e ogni comunità all'interno di una valle o di qualsiasi cosa diventasse una grande comunità, come erano tanti anni fa. La funzione dei giovani, se noi non creiamo comunità e non diamo spazio loro, è chiaro che poi i giovani non partecipano, non reagiscono, si staccano un po', ed è chiaro che già il futuro non è eccezionale. Se poi non li facciamo neanche partecipare alle possibili decisioni, è chiaro che li escludiamo a priori. L'ultimo consiglio che do tramite la vostra radio ai gruppi nascenti è quello di occuparsi anche dei giovani che ci sono all'interno del territorio, di farli partecipare, perché sennò, come nel 70% dei casi, la maggioranza dei gruppi sono formate da persone over 40-50 anni. È importante avere nei gruppi anche le persone più giovani, perché possono portare una ventata di innovazione. Molto, molto bene, veramente bene quello che ha detto. Il problema è capire se riusciremo a fare rete, perché in Aitana io penso invece l'incontrare, se siamo troppo chiusi, siamo tutti chiusi, abbiamo paura. Ecco, lei dice il controllo di vicinato è una forma anche per socializzare, per fare comunità soprattutto, però la paura regna sovrana e questo fa molto male. Io sento le persone, specialmente i diversamente giovani, che hanno paura di uscire dopo le 17, 16, 17 a portare fuori le immondizie, non si fidano, hanno paura del diverso, specialmente il colore nero fa il terrore. Ecco, capisce che il giovane che si è chiuso come una noce prima di aprire il guscio hai voglia, perché non si fida, non è stato ascoltato, ha paura, è diventato in alcuni casi anche molto violento, capisce che c'è qualcosa che non va e dobbiamo parlarne. Come dobbiamo parlare di questa fragilità? Andiamo a Belluno, andiamo a vedere questa frana a San Vito, aggiornamento, l'ultima ora, cosa ci dice, poi sentiamo anche il dottor Ferrarese. Personale e mezzi ANAS sono al lavoro ininterrottamente da domenica mattina sulla 51 di Alemagna a San Vito di Cadore per rimuovere fango e materiale roccioso. L'obiettivo dichiarato è ripristinare a tempo di record la viabilità e, salvo contrordini o nuovi episodi temporaleschi, la riapertura totale al traffico è prevista nelle prossime ore all'alba del 15 luglio. Il transito sarà consentito sempre nella stessa fascia oraria decisa la settimana scorsa, dalle 6 alle 20, ma l'incubo potrebbe materializzarsi di nuovo. L'ennesima colata di sassi, detriti e fango, un volume di materiale pari se non superiore a quello del 1° luglio, è finita parte sulla strada di Alemagna, l'altra trasportata fino all'alveo del torrente Boite. Le ditte incaricate da ANAS hanno completato la rimozione del materiale più grosso dalla carreggiata e si sta lavorando per il ripristino del pluviometro a bordo strada che è rimasto danneggiato dall'evento. Il protocollo di sicurezza messo a punto venerdì scorso al tavolo della prefettura ha dimostrato la sua efficacia, ma è impensabile poter sostenere la situazione in questo modo.
modo. Io spero che anche con il pungolo delle Olimpiadi si provveda a un grande finanziamento, perché io non so quale sia la soluzione, ma penso che una galleria paramassi o altre soluzioni possano garantire la sicurezza ai cittadini. Questa è l'attesa risposta del presidente Zaia, mentre l'attenzione è tutta sul governo che, dichiarando lo stato di emergenza, potrebbe stanziare fondi per la messa in sicurezza dell'Alemannia. Per la Vinità, un progetto definitivo di ANAS nell'ambito delle opere per i mondiali di sci 2021, protocollato il 28 luglio 2017, esiste già e prevede, pur se con calcoli empirici, la realizzazione di un bacino di circa 7.100 metri cubi, non tanto per il contenimento della colata, ma per un effetto migliorativo della situazione osservata allora. Nel 2017 il geologo Fenti e il progettista Marcer auspicavano che gli enti competenti prendessero in considerazione di realizzare un altro piccolo invaso di contenimento di circa 5-6.000 metri cubi a Monte della Briglia esistente e nel contempo anche la riprofilatura del canalone dell'altro ramo di colata posto in destra orografica. Peccato che tutto sia rimasto nel cassetto. Allora, dottor Ferraresi, come commenta questo servizio? Allora, la frana di San Vito, che Cancia mi pare che fosse una delle località lì presente, è una frana praticamente eterna, insomma c'è da sempre ed è uno dei sfoghi naturali dei detriti che vengono giù da quella parte di Dolomite. E è un bel problema perché la soluzione tecnica io non la conosco, apprendo adesso dal servizio di questi studi fatti da Fenti, che è un geologo noto e valido del luogo e del progettista citato. È un problema per mettere in sicurezza definitivamente la strada, è veramente notevole. Insomma, io non invidio chi dovrà prendere le decisioni e dovrà fare un progetto che sia valido. Io penso che forse la strada, quando è sorta, forse, dico perché non ho dati precisi di questa situazione, forse era nata proprio anche con la prospettiva di essere una strada che ogni tanto deve essere ricostruita. Mi ricordo la frana sul fiume Parma, sugli Appennini, in cui la strada si vedeva anche delle foto aeree che era sempre più bassa perché andava giù e ogni tanto veniva ricostruita. Ora una statale come l'Alemagna, in questo periodo di overtourism, ecco, non può permettersi di essere una strada che venga interrotta per così tanto tempo. E questo è il problema, alla fine la notizia cos'è? Sì, intanto è stato anche pericoloso, eccetera, mi pare che non fossero partiti i sistemi di allarme, tra l'altro, cui abbiamo speso un sacco di soldi. Però non sono partiti. Non sono partiti e qualcuno ha detto anche, per fortuna non sono partiti perché sennò potevano creare un panico maggiore. Accidenti, e vedete la complessità di questi problemi, per cui non basta un quarto d'ora di spiegazioni o di opinioni per risolverli. Sono problemi grossi, quindi vanno veramente affrontati tenendo presente tante cose, la complessità di queste cose. Secondo me non basta l'ingegnere, no? Ho visto che c'era il rapporto della situazione idraulica, eccetera. Dobbiamo aprire veramente alla comunità di esperti, di tanti settori. E poi è questo, che non possiamo più permetterci queste grandi interruzioni. E questo la dice lunga su dove siamo arrivati nella gestione e nell'uso che facciamo del nostro territorio. Vede, dottor Ferraresi, l'ha detto anche il professor Mario, che ho avuto ospite poco tempo fa. Noi abbiamo degli esperti, abbiamo delle persone molto competenti, però ognuno nel suo, perciò bisogna fare squadra, una squadra di esperti che assieme vedono il problema, lo analizzino e poi per proseguire. Il problema è che noi mettiamo invece i commissari. Mettiamo i commissari, mentre gli esperti, poi sentiamo i politici che parlano. Io non so perché parlano loro quando abbiamo gli esperti che potrebbero spiegare anche molto bene, devono sempre parlare loro invece di far parlare chi sa. Con tutto il rispetto che io ho per la politica, ma non penso che siano così esperti in tutto e dappertutto e che abbiano sempre l'asso in tasca da tirare fuori. Ecco, noi abbiamo bisogno di competenze, di esperti e di squadre, perché assieme si risolve il problema. Così diceva il professor Mario. Io da solo non farei niente, con una squadra anche la mia voce può essere importante, ma con una squadra questo non si fa. Giulia da Venezia, vai Giulia.
Sì, Mirella, ciao, Ciao. buongiorno a tutti, ai tuoi cari ospiti che hai là, che ho ascoltato con molta, come si dice, interesse, cura di tutto quello che hanno detto. Ma allora, Mirella, non hanno ancora capito niente che il territorio è fragile. Perché, Mirella, non è bastato la strage del Vajont, quasi quasi ci vorrebbero riprovare a fare un'altra diga nel Vanoi là. Ma io mi ricordo, Mirella, guarda, ti dico un particolare. Mia mamma è più di 30 anni che è morta. Quando era viva andavamo a fare qualche giretto in montagna, mi ricordo. E quella strada là era sempre interrotta, avevano sempre lavori da fare, si rallentava, c'erano sempre segnalazioni. Ma arrivati a questo punto, saranno 35 anni, chiedono ancora soldi, Mirella, ma si devono rendere conto che le Olimpiadi là potevano farle in altre parti, ma no, in quel territorio devastare tutto. Perché mi sembra che sia quella la strada che devono passare per andare alle Olimpiadi di Cortina, no, Mirella? È vero? È altro che vero, una delle strade, perché ne stanno facendo talmente, non so quali finiranno. Ma che cervello hanno? Non si sono ancora resi conto tutto quello che hanno speso da 35 anni passa e la strada è sempre così, Mirella. Ma bisogna che ascoltano le persone competenti, e quelle cose là non si dovevano fare là, Mirella, e speriamo che non succeda qualcosa, altro che storie. Mirella, ho visto i tuoi orti, ho visto che sei andata anche a prendere le verdure con i tuoi volontari, aiutanti, sì. E allora li saluto tutti, Mirella, e li ringrazio per tutto quello che fanno assieme a te, Mirella. È vero, ho ascoltato un professore, ha detto che l'orto ti dà 20 anni in più. Tu sai cosa ho avuto? Eppure ho avuto ancora l'istinto dell'orto quest'anno. Ha piantato mio figlio, ha mandato lui, però io gli sto dietro. E mi sento bene, Mirella. Allora, Mirella, ti saluto tanto. E adesso che riesco a prendere la linea la prendo e chiami. E mi fa piacere. Vi auguro una buona giornata a tutti e ciao Mirella. Grazie cara Ciao, Giulia, un cara, grande ciao, abbraccio, ciao, mi fa grazie piacere per tutto quello che hai ripreso fai, a fare cara. l'ortolana con tuo figlio, bellissimo, bellissimo, io insegno, lo accompagno, bellissimo. Allora sentiamo come ci saluta il dottor Naitana. Mario, sicurezza partecipata, che il tempo ormai è terminato, mentre il dottor Ferrarese rimane ancora un pochino con noi. Prego, Naitana. Allora, ringrazio innanzitutto di avermi partecipato. Sono convinto del fatto che veramente ci voglia che noi esperti, ognuno nel proprio campo, faccia rete. Questo secondo me è la cosa più importante che c'è, perché ognuno di noi può mettere il famoso tassellino, giusto, per costruire delle fondamenta fatte bene. Però secondo me, e noi ci stiamo lavorando come varie associazioni, di dover fare proprio un forum delle associazioni che si occupano di tutti i problemi, perché quando un gruppo di controllo del vicinato si occupa di comunità, territorio e quant'altro, sorgono tutta una serie di problemi che a volte ciascuno di noi non ha le competenze totali. Ecco, la difficoltà è anche mettere insieme le varie associazioni, i vari esperti, per poter dare una soluzione. È chiaro, ci vuole che ognuno di noi cerchi di essere meno individualista e cerca di capire che solo uniti insieme si può ottenere qualcosa. Quindi si può ottenere qualcosa unendo i cittadini, con le amministrazioni, con le forze dell'ordine, per una sicurezza e una cura del territorio. Ma anche noi che andiamo in giro a fare formazione, a spiegare, a dare consigli, sarebbe bello che ognuno di noi portasse, ripeto, un pezzo di mattoncino, perché il territorio è nostro,
la cura del territorio è nostro e è vero, noi abbiamo già una certa età, ma i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti, noi vogliamo che speriamo che questo territorio sia ancora loro e questo è importante. Quindi allora io la lascio, Naitana, con queste immagini del drone che abbiamo fatto proprio col villaggio delle associazioni che abbiamo creato. Hanno partecipato 120 associazioni proprio per fare quello che sta dicendo lei, mettere questo mattoncino, ognuno il suo, fare rete. Vediamo le immagini dal drone del villaggio delle associazioni che abbiamo fatto proprio qui a luglio per far capire l'importanza di quello che ha detto Naitana. Bisognerà vedere chi resiste, chi ha voglia di mettere questo mattone. Vediamo se partono le immagini dal drone. Ecco, chiedo alla regia di mandarle perché è molto importante capire che si sta facendo questo, cercando di attirare anche i giovani che purtroppo sono pochi nelle associazioni di volontariato. Ecco, forse con l'ambiente sarà molto importante. Non vedo le immagini, chiedo alla regia se mi sente. Mi senti, regia? No. Ah, ok, volevo se potevate mandare le immagini dal drone, eccole qua, prima di salutare il nostro ospite Naitana, perché ha detto una cosa molto importante. Noi abbiamo avuto associazioni, Naitana, che sono venute dal Friuli proprio per fare squadra, per fare rete, sono venute da altre città, sono venute da Verona, da Vicenza. Ecco l'importanza di capire in questo luogo magnifico che abbiamo 2 passi da casa, che è la Restera, il Sile, questo fiume meraviglioso. Ecco, forse la natura riuscirà a fare quello che non riesce a fare la stanza chiusa. Ecco, questo tavoli, farli all'aperto, far respirare l'ossigeno alle associazioni che veramente stanno soffocando. Vedremo se ce la faremo, Naitana, questo è il nostro obiettivo. La ringrazio, la saluto, buon lavoro e vi lascio con queste immagini, poi riprenderemo, bellissime, col drone fatte al villaggio delle associazioni. Grazie mille e quando volete io ci sono sempre. La ringrazio e complimenti per la trasmissione e saluto anche il professore. Grazie. Pubblicità. Grazie, un saluto. Vedere invece un'altra frana, adesso vi porto a Udine, vi porto a Lussevera, andiamo a vedere questa frana e poi sentiamo. Lussevera, si dica no. Sicuramente era una caduta massi importante che poteva creare seri danni all'incolumità pubblica. Proprio ieri sera scendevo in questo tratto di strada e alle 21:08 mi sono trovato davanti, da poco era scesa appunto questa massa di rocce calcaree che avrebbe sicuramente distrutto delle macchine oltre che aver causato qualche ferito grave o addirittura pericolo di morte. La testimonianza diretta del vice sindaco di Lusevera, Roberto Miconi, che ha visto con i suoi occhi il movimento franoso con grosse pietre, sassi e terra invadere la regionale appena la violenza del maltempo ha iniziato la sua opera con un fortunale che si è abbattuto al suolo con un quantitativo d'acqua a dismisura che ha provocato il tutto. Non è la prima e non sarà l'ultima volta che accadrà per la morfologia del terreno e le piante, in particolare i frassini, praticamente marci, uccisi da un batterio che non riescono più con le proprie radici a mantenere intatta la stabilità del terreno. Le stesse reti di protezione hanno fatto il loro tempo e urge la sostituzione con modalità più efficaci e efficienti per limitare in parte la caduta massi. Per fortuna al momento dello smottamento non stavano transitando mezze persone, trattandosi di una strada che collega l'Alta Val del Torre attraverso il passo di Tanamea e il Vallico di Ucea con l'Alta Val dell'Isonzo in Slovenia, meta in questo periodo di gitanti, vacanzieri e turisti del ritmo lento che utilizzano questa via per il passaggio transfrontaliero. A livello regionale si possa confezionare una legge che possa permettere agli amministratori pubblici di uscire da questi rischi sempre provvedendo appunto a far pulire i bordi delle strade fin dove è necessario, non limitandosi a brevi metri dal ciglio stradale, mettendo in sicurezza quello che è il tratto stradale. Poi questo è un tratto stradale frequentatissimo da turisti, villeggianti, gente in moto, un turismo molto frequentato su queste strade che appunto può essere pericolosissimo con questo stato delle cose.
Allora, dottor Ferrarese, non solo nel Veneto abbiamo visto queste montagne che si stanno sfaldando. Io ho avuto un ospite, non mi ricordo chi, la scorsa settimana, ha detto purtroppo i ghiacciai si stanno sciogliendo, il freddo è una cosa, un punto di domanda, c'è ancora il freddo. Cosa sta succedendo secondo lei, dottor Ferrarese? E soprattutto questa grande tecnologia, arriviamo nello spazio, nella Luna, non riusciamo a cercare di fare prevenzione con questo territorio diventato fragilissimo. È vero, non riusciamo a fare prevenzione per una serie di motivi di cui adesso ne elencherò qualcuno. Andiamo nello spazio, chissà, forse ci stiamo preparando ad abbandonare il pianeta? Ma chissà, la metto là come battuta, per carità. Certo che allora è indubbio che stiamo vivendo un momento di cambiamenti climatici. Storicamente ci sono stati, nel 300 ad esempio, 1300 è stato un momento di forte cambiamento climatico, con addirittura lo spostamento in latitudine di alcune coltivazioni che non potevano più essere fatte perché c'è stato un raffreddamento. Cambiamenti climatici, oscillazioni climatiche sono naturali. È certo che dopo l'epoca industriale, quindi fine 700, 800, eccetera, noi abbiamo dato una buona mano bruciando molto carbonio, mettendo nell'aria molto carbonio. Questo è il dato, diciamo, oggettivo. Poi c'è chi dice sì, no, non è vero, non è così influente, così. Però è un dato oggettivo. Noi abbiamo bruciato abbiamo immesso in atmosfera molto carbonio, questo è vero. Il territorio diventa più fragile, allora è meno freddo, le rocce gelive cominciano a sciogliere anche laddove in mezzo alle fessure di roccia magari il ghiaccio resisteva tutta la stagione e sciogliendo liberano sassi, massi, eccetera. E questo è un fenomeno noto che riguarda più l'alta montagna che altro. Ora lì a Passo di Tanamea non credo che le altitudini siano così esagerate. Io ho fatto il militare da quelle parti, quindi anzi ho un ricordo... Conosce questi posti? Sì, ho un ricordo bellissimo di quei posti. Allora andiamo a vedere un'altra frana, sì. Vorrei anche capire cosa sta succedendo, quello che è successo 3 anni fa, il dramma Marmolada, poi commentiamo e continuiamo col dottor Ferrarese. È una foto che racchiude veramente la gioia, no? di cosa voleva significare per lui essere in quel posto. Resterà per sempre quel sorriso immortalato in un selfie mandato alla famiglia, il ghiacciaio alle spalle, la gioia piena. Un autoritratto, quello scattato dal giovane papà, il 27enne Filippo Bari, una delle vittime del ghiacciaio, pochi minuti prima della tragedia. Un'istantanea, l'ultimo ricordo che sarebbe diventato il simbolo di un dramma costato la vita ad 11 persone, di cui 7 vicentini, travolti e inghiottiti da ghiaccio e roccia dal distacco di un seracco in Marmolada. Lui e gli altri alpinisti stavano salendo in vetta quel 3 luglio di 3 anni fa. Filippo con i suoi amici, Paolo Dani, 52 anni di Valdagno, Nicolò Zavatta, il più giovane di tutti, 22 anni di Barbarano. Eccoli insieme, in una foto scattata da Riccardo Franchin, uno dei sopravvissuti. Ricordo di quei giorni e di quel giorno terribile, e non ti lascia mai. Infatti io questa mattina ho pubblicato su Facebook una foto di Paolo, Nicolò e Filippo, una delle ultime foto che hanno fatto quel giorno, e ho scritto sì, sono 3 anni, sono 1095 giorni, perché la nostalgia non ti lascia mai, è quella che ti frega, perché a volte ti viene proprio questo bisogno enorme di vederlo entrare dalla porta, di sentire la sua voce. E torneranno in Marmolada Emanuele e il marito Giuseppe, come fanno ogni anno, per partecipare agli eventi commemorativi, con l'auspicio che la tragedia sia da monito perché non se ne verifichino altre, e ritrovare Filippo nei ricordi. E già da piccolino me lo portavo sulle spalle con lo zaino, era tranquillissimo, si addormentava nelle spalle, bellissimo. E ho bellissimi ricordi. Tornare là è proprio un modo per ritrovare Filippo, e quindi è quasi una zona sacra per noi, quasi un cimitero. E là io lo ritrovo anche là.
E saluto il dottor Claudio Di Lupo, esperto medici per l'ambiente. Grazie dottor Di Lupo di essere qui con noi, so che ha fatto un po' fatica a fare il collegamento ma ci siamo riusciti. Allora le montagne franano, in una grande parte del nostro territorio abbiamo i PFAS, ecco la prevenzione è un punto di domanda, dove, come, risorse, quando, dove le troveremo, ma dove vogliono le trovano. Allora dottor Di Lupo, cosa sta vedendo lei? Cosa ci dice? Prego. Preciso non Di Lupo ma Lupo, proprio ecco, mi scusi ma avevano scritto sbagliato. Prego. Nessun problema. Così correggiamo anche il sottopancia, prego. Sì, io ho visto la parte finale del precedente servizio, quindi in sostanza parlavate di ambiente. Quell'incidente successo è legato anche a quello che sta avvenendo nell'ambiente, molto probabilmente. La domanda che mi fa, che cosa vedo io? Sì. Da un punto di vista ambientale? Certo. Vero? Certo. Sì. Esatto. Allora, io le dico subito questo, cioè noi dobbiamo riappropriarci di alcune consapevolezze. Prima di tutto che dell'ambiente noi facciamo parte, lo stiamo dimenticando. Siamo profondamente connessi noi esseri umani, siamo però anche una parte proprio integrante di tutto il sistema, chiamiamolo ecologico. Non siamo delle entità separate, quindi dobbiamo portare sempre più, ritornare ad avere attenzione, come forse una volta c'era nelle generazioni passate, nella relazione con l'ambiente. Le relazioni umane riflettono alla fine un equilibrio e la rottura di questo equilibrio porta anche a rottura di relazioni con l'ambiente. Quindi questo per me è la prospettiva, bisogna riconoscere che il nostro benessere non è separabile da quello dell'ambiente. Sentiamo il dottor Ferrarese che è ospite questa mattina, che anche lui si occupa di territorio, ecco, specialmente del bene, per fare del bene al territorio, di fare prevenzione, come commenta le parole del dottor Lupo. Beh, innanzitutto un saluto al dottor Lupo e condivido pienamente quello che dice, perché è vero, perché noi siamo ambiente e noi siamo natura, non possiamo insistere troppo sul uomo, ambiente, uomo. No, noi facciamo parte e lo costruiamo, viviamo l'ambiente. Senza l'ambiente, senza la nostra casa comune, la terra, noi non potremo esserci. E che cosa dire poi? Questa cosa, no? Che siamo anche noi l'ambiente e il benessere di cui abbiamo bisogno, il benessere ambientale, ovviamente è un fondamento, è quel fondamento che deve portarci a mantenere quell'equilibrio che citava anche il dottore, no? La rottura io assisto un po' a questa rottura di equilibrio, eccetera, che a volte si verifica. È vero, abbiamo bisogno di ambiente, è dimostrato che ad esempio vivere con più verde generalmente si sta meglio, proprio studi medici lo dicono. E questo è estremamente importante in un territorio come il nostro che è cambiato velocemente. Velocemente è una parola fondamentale perché non è un cambiamento graduale che pian pianino, è stato molto veloce negli ultimi anni. Io ho fatto delle analisi confrontando le foto storiche del 1960 del territorio con quelle del 2018, quindi più o meno quanti sono, 60 anni, no? Vedere il cambiamento del territorio è impressionante e non sempre ci siamo accorti di quello che comportava. Abbiamo rincorso un benessere materiale o economico, però ci siamo un po' dimenticati di quel benessere ambientale che cita il dottore, che è fondamentale, senza il quale noi non possiamo vivere bene, benessere. E su questo dobbiamo riportare l'attenzione, che forse può voler dire anche dobbiamo fare un passo indietro, forse sì, ma forse anche dobbiamo fare dei passi avanti in una direzione un po' diversa, magari un po' più faticosa, questo sì. È una sfida che ci viene posta attualmente, perlomeno nel nostro territorio. Allora, io la vedo così. Il dottor Ferrarese diceva è bello vivere nel verde, la natura aiuta molto,
però se io in certi territori vivo anche nel verde ma bevo l'acqua che ha i PFAS, capisce che il verde non mi basta più. Cosa sta succedendo? Abbiamo sentito anche questa pedemontana, questa superstrada dove sono stati trovati i PFAS. Cosa ci dice, dottor Lupo? Non è una bella realtà quella che ci circonda. In tempi non sospetti sappiamo tutti che c'è stato un grande movimento intorno anche a quest'opera. In tempi non sospetti si erano rilevate da parte di comitati, da parte anche di gruppi di ricerca, si erano rilevate queste attenzioni da porre ai materiali che si usavano. Purtroppo sappiamo che queste sostanze, le sostanze poliperfluoroalchiliche, sono usate fra i tanti usi che ci sono anche nella costruzione di cementi, proprio per le loro caratteristiche di poter accelerare la presa e rendere impermeabili questo tipo di materiale. Credo che dobbiamo proprio fermarci, come diceva Ferrarese adesso, cioè dobbiamo fermarci un attimo a pensare che non è possibile più concepire uno sviluppo, il progresso così come lo stiamo concependo. Dobbiamo proprio considerare dati scientifici. Noi siamo, allora vado un po' a memoria, ma nel 2021, quindi qualche anno fa, perché le statistiche poi vengono elaborate di anno in anno e abbiamo i dati un anno, 2 anni dopo, ma nel 2021 non dobbiamo dimenticare che ci sono stati circa 250.000 decessi attribuiti solo a concentrazioni, per esempio, di PM2,5, polveri sottili, e forando quelli che sono anche andando fuori a quelli che sono i parametri dettati dall'OMS. È proprio questo il problema, perché noi stiamo cementificando in maniera esagerata, abbiamo dei record in Italia e purtroppo anche nel Veneto per quanto riguarda questo aspetto, e non ci rendiamo conto che quando andiamo a cementificare già sottraiamo territorio. Se andiamo a cementificare anche così come stavamo parlando della pedemontana, anche con l'uso di sostanze tossiche che ci siano poi immesse nel materiale, vengono immesse volontariamente nel materiale, o che comunque ci finiscano, perché purtroppo sappiamo quanto è complesso il mondo dei rifiuti, e questo non può che comportare l'aumento di alcune patologie, o meglio ancora il fatto che tutti ci stiamo ammalando di quelle che sono le patologie ormai di questo secolo, cioè quelle croniche, non quelle acute. Quelle acute per certi versi la medicina le sta controllando, le ha controllate, però noi ci siamo, entro in questo modo anche più tecnicamente nell'argomento, però noi ci stiamo veramente infiammando cronicamente per tutto l'ambiente malato che ci circonda, e questo non va bene. Sulla questione dei PFAS sappiamo che ci sono che un primo processo in Cassazione si è concluso, sappiamo tutti come si è concluso, adesso vediamo il seguito. Io credo che però al di là di questo, al di là di tutto quello che deve avvenire anche da un punto di vista normativo e giurisdizionale, dobbiamo fare delle scelte tutti noi per capire che è il modello che è sbagliato, dobbiamo tornare a una vita più naturale, e contrastando in maniera decisa chi invece vuole imporre dei modelli che si stanno dimostrando non più validi da un punto di vista, proprio da tutti i punti di vista, perché noi quando parliamo di salute parliamo anche necessariamente di giustizia sociale. I primi a pagare sempre quando ci sono problematiche di salute della collettività sono fra l'altro i più fragili, e qui io sarò sempre dalla parte loro. Vede, quello che mi spaventa, e grazie dottor Lupo per aver spiegato anche l'educazione ambientale, poi vedremo anche un servizio, l'importanza. Io ieri avevo un già sindaco di
di Preganziol, dove c'è questa meravigliosa Villa Franchetti, non so se qualcuno la conosce, una biodiversità, un orto botanico meraviglioso, che è chiusa dal 2006. Allora, visto che lui era sindaco, questo signore Galeano che avevo ospite ieri, gli ho detto: per cortesia mi spieghi perché questa villa è chiusa dal 2006, con la necessità che abbiamo di trovare soluzioni anche per i ragazzi universitari, per i diversamente giovani, mancano le RSA, perché non ristrutturarla? Io l'ho frequentata, era bellissima, non era decrepita e non è ancora decrepita, ma perché se la passa il comune, la provincia, la banca, la provincia, il comune, non si fa niente. E lui mi ha spiegato il perché non è stato fatto niente. Perché se volete che io ristrutturi questa villa meravigliosa, fantastica, con ettari di terreno incredibili, dovete darmi la possibilità di costruire dei rioni tutti attorno. Capito? L'ha detto qua, davanti alle telecamere. Naturalmente io e altri sindaci ci siamo opposti e il progetto è morto. Avevamo presentato un altro progetto, naufragato anche quello. Capisce che si fa fatica a capire qual è l'obiettivo, perché Cristo, questi avranno figli, nipoti, cioè, non so, non è che vivono ancora sulla Luna, anche se forse do ragione al dottor Ferraresi che qualcuno sta pensando, magari, visto che abbiamo visto gli investimenti che si fanno, di andare là, magari i suoi figli, i suoi nipoti, e loro investo là invece di investire sul pianeta Terra. Però la cosa mi preoccupa, perché sono messaggi devastanti ai ragazzi che non trovano spazi. Una stanza all'università, per andare all'università di Padova, costa 500-600 euro una stanza. Cioè, capisce che non si può. Dottor Ferrarese, lei è anche all'università, questi ragazzi cosa vedono, cosa dicono, eppure cercano in tutte le maniere di far capire cosa interessa loro. E questi bambini che nascono con i PFAS nel sangue perché la mamma li allattava, questo studio di medici per l'ambiente che hanno dovuto trovare un privato perché nessuno finanziava 250.000 euro, neppure la regione, adesso ne devono fare un altro. Speriamo, dottor Lupo, che qualcosa cambi e che magari arrivino anche questo finanziamento per andare avanti con questi test importanti che state facendo. Lo dico io perché è una vergogna veramente. Poi diamo 250.000 euro a una dama castellana o che è, ecco, con tutto il rispetto che ho per le dame, ma mi sembra che ci sia qualcosa che non va, e dico svegliatevi per cortesia a quelli che ancora non si sono svegliati e che poi si lamentano. Allora, dottor Ferrarese, forse qualcuno ha pensato di investire nello spazio, visto che anche là è diventato un'autostrada? Sì, ovviamente la tecnologia spinge in certe zone, in certi settori di punta, e la tecnologia spaziale è una di queste, poco da fare, insomma, che dopo veda anche certe, non so, deviazioni, tipo lo spazio privato, no? Il poter avere la possibilità per chi ha veramente tantissimi soldi di farsi il giro, eccetera, o quella di mandare un'automobile elettrica ad orbitare intorno al Sole, eccetera. Sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano, però che alla fine anche servono per lo sviluppo in quel settore. Quando c'è domanda, allora c'è anche più sviluppo, c'è più investimento. Il problema è quello che dice lei, che invece non c'è domanda su settori più fragili. Vediamo anche il problema delle industrie farmaceutiche con i farmaci salvavita per le malattie rare. Lì si vende poco in quel settore, quindi non conviene magari investire. La legge di mercato dice questo. Allora deve essere la comunità, devono essere i governi, ma noi cittadini dobbiamo essere a spingere. No, dobbiamo invece porre attenzione anche lì. Quello che adesso mi raccontava, non so la questione di Villa Franchetti, sì, la ristrutturiamo se mi fate edificabile attorno.
È una cosa che... L'ha detta ieri già sindaco di Preganzolo, perciò io ho ripetuto quello che ha detto. Bisogna vedere quali sono i progetti, quali sono... edificare nel territorio circostante. Bene in dettaglio tutta la questione che francamente non so. Però questo è anche un altro grosso problema, quello del patrimonio edilizio storico. Il patrimonio edilizio storico richiede moltissimi investimenti, moltissimi soldi per essere, non dico, ma addirittura mantenuto. Le ville venete con i loro giardini, eccetera. E quindi di chi può occuparsene? O super privati, cioè che hanno moltissimi soldi, o il pubblico, cioè i vari governi, chi può metterci o deviare parte delle nostre tasse, ad esempio. Bisogna rendere appetibile però questa cosa, fare in modo che la comunità sia favorevole e veda il valore di investire soldi in queste cose. A volte basta anche copiare, professore, perché i castelli della Laurea in Francia sono belli, rigogliosi, perché si è investito e si è capito l'importanza di fare squadra con chi voleva veramente investire. Qui noi abbiamo copiato le peggio cose dall'America, dovevamo un paese con un artigianato meraviglioso, ma dovevamo fare i centri commerciali, perché i nostri bellissimi centri storici, con tutte queste realtà che i turisti impazzivano per venire a trovarci, per fortuna vengono ancora, non trovano più quello che trovano, perché ormai siamo tutti omologati, abbiamo le stesse giacche, le stesse maglie, le stesse scarpe, ormai siamo così. Però basterebbe anche copiare le cose per bene che ci sono, che farebbero far funzionare anche l'economia in queste situazioni. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ma queste quintalate non è che mancano i soldi, perché quintalate di quattrini in cose che possono a volte forse servire, ma ci sono tante altre cose. Allora, tram di Padova, 800 milioni di euro iniziali, poi che sarà dai 100 ai 200 mila euro all'anno solo per la manutenzione, per aver distrutto migliaia di alberi, mandato già in fallimento un sacco di negozianti, perché col traffico che non esiste più, questi stanno chiudendo. Chi è che li ripaga questa gente? Però poi d'altro canto per una questura nuova 40 milioni, ma con tutti i capannoni dismessi che ci sono, 80 miliardi per una questura nuova, ma queste cifre iperboliche. 80 milioni spero, no? 80 miliardi. 40 milioni di euro, che sarebbero gli 80 miliardi di lire, perché a volte con questo euro ancora fermo forse mi vecchiotta, forse faccio ancora, non c'è proprio la cognizione di causa, mentre 80 miliardi di lire avevamo ben le idee molto più chiare per una questura nuova. Ma se le piende capannoni dismessi, non mi ci venga a dire che vuoi appunto 40 milioni di euro per rimettere a posto una questura dove sono uffici, non è che vuoi altro. Villa Rodella di Galan, che ha abitato fin l'altro giorno, fra virgolette, è qualcosa di meraviglioso, quindi non c'è nulla da fare, qua nei Colli, Rovolon, parco stupendo, viene data in affitto per 45 anni a 27 euro al mese di affitto, un terzo di quello che si paga di affitto per un garage, a un'associazione che promuoverà la cultura. Non è stato fatto un co-housing per disabili, anziani, no. Sì, allora questa società ha 4.000 euro di capitale sociale, cosa potrà fare? Cioè, cosa c'è sotto? Comunque io credo che oltre la politica è anche proprio il cittadino che vede solo Dio denaro e si disinteressa completamente, a parte pochissimi, e questo è il disastro che viviamo. Comunque io farei appello, oltre i politici che poco ci si spera veramente alla coscienza individuale del cittadino, perché anche lui appena può da un capannonsin fa mettere gli attrezzi, il badile eccetera, appena può si fa fare i permessi, si costruisce la villa a 2 piani. Questa è la triste realtà. Grazie infinite Mirella, non finirò mai di ringraziarti, te e i tuoi ospiti, per fare queste trasmissioni che
altre 2 sveglie io le aggiungerei oltre alle 3 che hai, chissà che ci facciano, che ci diano un'altra sveglia in più. Grazie infinite e buona giornata. Grazie a te Paola, andiamo a vedere questi PFAS a Bassano, poi lo commentiamo col dottor Lupo. Andiamo a vedere il servizio. I PFAS sono presenti nell'acqua potabile bassanese, ma sono in concentrazione inferiore ai limiti previsti dalla legge. Lo ha ribadito nelle scorse ore il presidente di ETRA, Flavio Frasson, che ha risposto alle segnalazioni di comitati e associazioni sulla presenza di PFAS nell'acqua che esce dai rubinetti della città. ETRA fa sapere che nei pozzi di Santa Croce è stata riscontrata una concentrazione di 50 nanogrammi per litro, ovvero metà della soglia prevista dalla normativa italiana per considerare sicura la risorsa idrica. Il sindaco di Bassano conferma intanto quanto comunicato a giugno alle associazioni che avevano segnalato la presenza di PFAS nell'acqua potabile bassanese dopo che i cittadini si erano rivolti a ETRA e al comune per far notare le anomalie riscontrate con i propri campionamenti, ma Finco avverte anche che l'acqua è monitorata costantemente da ETRA. Diciamo che noi siamo in stretto contatto con ETRA, che gestisce tutta la rete acquedottistica, che ci garantisce il controllo costante di tutti gli impianti, quindi nel caso in cui vengono rilevate delle anomalie noi ovviamente contattiamo subito l'ente, che poi provvede a fare delle ulteriori verifiche, quindi al momento ci sentiamo di dire che l'acqua dell'acquedotto è un'acqua sicura e controllata, e nel caso in cui qualcuno rilevasse delle anomalie noi siamo pronti a fare ovviamente le controanalisi. Allora, dottor Lupo, come commenta questo servizio? Lo commento come spesso ho fatto da tanti anni, quando parliamo soprattutto di limiti. È vero, ETRA dice diciamo 50, quindi abbiamo dimezzato i nanogrammi per litro, rispetto a quello che è previsto, ma io vorrei ricordare sempre di cosa stiamo parlando quando parliamo di PFAS. Parliamo di interferenti endocrini, quindi sostanze che vanno a interferire con il nostro sistema regolatore. Cioè noi lavoriamo come corpo umano perché abbiamo al nostro interno una rete che dialoga in base agli ormoni. Sono dei messaggi che si scambiano gli ormoni fra di loro con i vari organi e ci fanno funzionare. Fra i vari organi, apro una parentesi, poi magari l'ampliamo, non dobbiamo ricordare anche quello che negli ultimi anni, in particolare negli ultimi anni, anche se si studia da molto tempo, ma sempre di più si capisce meglio di che cosa stiamo parlando, e un accenno lo faccio quindi anche al microbiota, cioè quei 2,5 kg di batteri che ognuno di noi ha nel suo organismo e che sono un vero organo complessivamente. Ecco, i PFAS vanno a alterare tutto questo. Tutto questo vuol dire che non può essere ammesso nessun limite se non quello uguale a 0. È chiaro che i gestori delle acque, degli acquedotti fanno tutto il possibile, il che vuol dire spendere sempre di più, perché quando parliamo di depurazione delle acque da queste sostanze parliamo di filtri che costano, che costeranno sempre di più perché tutto aumenta, che hanno bisogno di una manutenzione altrettanto costosa e fatta bene, frequente, eccetera. Quindi tutti quei costi fra l'altro ricadono sulle bollette che tutti noi paghiamo, quindi non ha senso, dobbiamo ricollegarci a quello che stavamo dicendo prima a proposito di spesa di denari. In questi 10 minuti io ho ascoltato tantissime da parte di tutti, anche della persona che è intervenuta come telefonicamente, da parte di Ferrarese, da parte di tutti. E allora, il problema è proprio sempre, si riduce ai soldi che non ci sono. Io qua e alle strategie che si adottano. Da un punto di vista medico io dico che dobbiamo poter riappropriarci di quello che è l'essenza della medicina, che ruota intorno a una parola, che è prevenzione. Prevenzione. La prevenzione permette di spendere meno soldi, perché io sono abituato ormai come medico a sentir parlare sempre di terapie, cioè prima facciamo sviluppare le malattie e poi interveniamo con i farmaci. Bene, perché riusciamo a curarne molte, ma molte malattie, soprattutto quelle che hanno origine dall'ambiente, e non lo dico io, lo dice l'OMS, è una delle prime cause, a volte la prima causa di malattia oggi al mondo
l'ambiente inquinato. Ebbene, questo passaggio della prevenzione bisogna riappropriarci di questo passaggio e far sì che i soldi appunto vengano spesi meglio. Io potrò avere più soldi per la ricerca finalizzata, come si diceva prima, a un farmaco salvavita, un farmaco per una malattia rara o rarissima, eccetera, però devo ricavare da qualche altra cosa. Stiamo spendendo male anche in termini farmaceutici e questo ha forse anche delle ragioni nelle quali adesso non entro, ma voglio sottolineare che quando parliamo di questi aspetti chi paga di più sono, visto che sono state anche citate dalla signora che ha telefonato, è stato citato il mondo dei disabili, allora noi spendiamo tantissimi soldi e per i più fragili non ce ne sono mai, non ce ne sono mai e non ce ne saranno mai. I soldi vengono spesi per distruggere l'ambiente, vengono spesi per fare guerre ogni giorno, noi dobbiamo ammetterlo, siamo tutti in guerra. Vengono spesi tantissimi denari che fra l'altro inquinano, distruggono e si spenderanno altri soldi per ricostruire quello che si è distrutto e si è inquinato per decenni, perché quando parliamo di questo argomento, quindi di armi, di armamenti, noi dobbiamo parlare di distruzioni che durano sia perché vengono letteralmente dematerializzate, smaterializzate le opere dell'uomo, ma oltre che smaterializzate, cioè annientate le vite delle persone, ma anche lasciamo sul campo inquinamenti immani per decenni che creano altrettante malattie. Allora questo, per quello dicevo all'inizio di questa chiacchierata, sinteticamente dobbiamo cambiare prospettiva, è questo che sta, secondo me, deve essere messo sotto la lente di ingrandimento, cioè un aspetto importante è quello che, lo sottolineo, quello che noi facciamo per tutto quello che abbiamo descritto è violenza verso l'ambiente. Quindi dicevo all'inizio c'è una frattura di relazioni, dobbiamo puntare quindi all'educazione, all'azione di ogni cittadino, non sono responsabili solo i vertici, gli amministratori, siamo tutti responsabili con le nostre scelte e possiamo dire tutti la nostra sulle scelte che devono essere fatte. Quindi educare per me alla non violenza ecologica significa proprio ispirare comportamenti concreti, piccoli o grandi che siano, che contribuiscono a un cambiamento sistemico. E ogni gesto conta in questo ragionamento, ogni relazione curata è un passo, a mio avviso, verso un futuro più sostenibile. Quindi anche su questo argomento, sui PFAS, io la vedo esattamente così. Cioè dobbiamo cominciare a considerare che la ricerca del profitto attraverso l'uso di alcune sostanze, perché non dobbiamo dimenticare che i PFAS, io conosco bene la storia di questo argomento fin dalle origini, quindi parliamo di decenni fa, ma quando era stata inventata come molecola, parliamo di una molecola che valeva come mezzo grammo d'oro, veniva pagato come al chilo, come mezzo grammo d'oro. Dottor Lupo, è vero anche che però c'è un silenzio anche su quello che mangiamo, perché in questi territori si semina, si raccoglie, si produce e poi queste verdure, queste cose, questi pesci, queste carni vengono poi commercializzate e arrivano dappertutto. Ma noi ne sappiamo abbastanza, chi è che ci dice niente? Noi non sappiamo niente, non sappiamo più cosa mangiamo, da dove provengono, etichette incomprensibili per i più. Cioè, c'è qualcosa che non torna, perché va bene questo sistema, perché mette dei soldi in tasca a pochi, togliendoli a molti, e soprattutto l'interesse non è l'ambiente, non è quello che si mangia, è il business. Ecco, le monoculture lo dimostrano, l'abbiamo sentito, no? Qual è il business? Abbiamo un business pazzesco, eppure si continua perché tanto noi dobbiamo fare la nostra parte, ma non abbiamo il coltello dalla parte del manico, dottor Lupo, purtroppo dico io. Non possiamo fare questo perché non possiamo mettere, cioè dare l'opportunità delle persone che noi amiamo di candidarsi perché hanno seminato bene, hanno
perché ci piove tutto dall'alto, nomi, cognomi, allora se andiamo a votare sbagliamo, ma se non andiamo sbagliamo, ma non è quello che vorrei io, perché questo chi è, cosa ha fatto per me, e soprattutto quando sento parlare di controlli e sul mangiare tutto controllato, e io dico, ma cosa ci raccontano? Che io delle volte mi arrivano dei prodotti, mi dicono fermi tutti, non darli, ma come, se me li hai mandati? Adesso devo bloccarmi perché ci sono dei controlli che non so. Capisce, dottor Lupo, che nella confusione qualcuno ci sguazza? Dottor Ferrarese, so che lei poi ci deve anche lasciare, ecco, come vuole concludere, perché cioè, la salute pubblica dovrebbe essere al primo posto, penso, tanto è vero che chi è che è responsabile della salute pubblica? I sindaci, che sono quelli che hanno meno risorse, quelli meno pagati, ecco, hanno passato la patata al sindaco, prego. Certo, sì, è un problema della nostra epoca, della nostra civiltà, del nostro modello di sviluppo che ci ha portato a questo. Contrastare le leggi dell'economia è molto difficile perché ci vogliono risorse, non basta la buona volontà, ci vogliono risorse, poco da fare. Cambiare, non so, dire a un allevatore no, guarda, non dare questo, dai questo sì, ma io dopo ottengo un quinto del guadagno e come faccio? Dobbiamo metterci anche in quest'ottica, perché giustamente dice il dottor Lupo, secondo me, di puntare, di focalizzare sulla prevenzione e terapia. Effettivamente se facciamo prevenzione, ma la prevenzione, secondo me, e qua gradirei avere anche un feedback del dottore, non è tanto fare gli esami del sangue ogni 6 mesi per vedere se sto bene. La prevenzione vuol dire vivere in un ambiente sano, poter usufruire di delle cose che ci servono, alimenti, ambiente, eccetera, sane, in cui non corriamo il rischio di, come un altro aspetto molto interessante, di magari cronicizzare qualche disturbo che può sorgersi, perché la fragilità dell'uomo è nota ed è evidente. Quindi io posso dire solo questo a conclusione, che ok, abbiamo un ambiente, guardate, dalle telefonate, Giulia ha detto ma la fragilità dell'ambiente, è vero, è un ambiente fragile, non possiamo più permetterci di fare quello che abbiamo fatto diciamo dal boom economico in poi. Abbiamo esaurito, abbiamo creato delle criticità che adesso dobbiamo affrontare. E quindi dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, ognuno per il suo, cominciando da noi cittadini, dal cittadino semplice, con le scelte che può fare di vita, quindi non so, acquistare certi prodotti invece che altri. Ma guardate che storia del PFAS, siamo costretti a bere acqua in plastica, bottiglie di plastica, qualcuno le prende in vetro che è già più... Ma come? Abbiamo degli acquedotti che avrebbero delle acque eccezionali. Proprio sono Treviso ottime. Dicono che è buonissima, dopo io dico quello che mi dicono esattamente, i presidenti. Cioè, io che ormai ho 62 anni, ma mi ricordo che da piccolo l'acqua in bottiglia c'erano solo 2 marche praticamente. Ed era al ristorante, ecco, perché c'era l'acqua frizzante, se no si metteva la bustina di frizzina, eccetera. Adesso invece compriamo acqua in scatola perché magari non ci fidiamo dell'acquedotto. Siamo arrivati a questo, ma dobbiamo chiederci quanto possiamo andare ancora avanti. Dice il dottor Lupo giustamente, dobbiamo cambiare prospettive e direzioni. È una domanda sempre che si pone sempre più spesso davanti, e quindi dobbiamo unire le forze e affrontare questa sfida proprio che abbiamo. Allora abbiamo Mirella, se no Michele da linea da Riese. Vai Mirella. Sì, allora dico, ieri sono stata al supermercato a Castelfranco con una mia amica, ha detto dai che andiamo a fare un po' di spesa, e sono andata dalla frutta e verdura. Adesso sarebbe la stagione ideale di comprare verdure, frutta, questo e quello, ma la mia amica ha comprato un chilo di melanzane, erano bombe atomiche grosse, pesanti, ma quanti ormoni ci mettono dentro, quante cose, pesticidi di tutto di più. Ho detto guarda che quelle melanzane per me sono bombe atomiche. Ecco, ha comprato 4 pesche perché aveva la voglia, grosse, immense, pesanti, insomma,
quelle piante di quella frutta e di quella verdura, quanto grosse sono per fare tutte queste cose grosse così? Si deve mettere, non so che cosa mettono dentro, e noi dobbiamo vivere, mangiare quelle cose là. Non è più come una volta che si mangiava veramente le melanzane, veramente, non so, anche i pomodori, Madonna Signore, guarda. Grazie Mirella, la frutta e la verdura aveva un altro sapore, non c'è niente da fare, devo andare avanti perché sono in chiusura, non ce la faccio, ma volevo la risposta appunto del dottor Lupo, visto che l'aveva richiesta il dottor Ferrarese. Prego dottor Lupo, grazie Mirella. Ma sono d'accordissimo con quello che ha detto Ferrarese, ovviamente, costa fatica ma dobbiamo cambiarlo, non sono ormai, aggiungo alla frase che diceva Ferrarese, non c'è più tempo. Io sono stato fra quelle nel gruppo che per prima fece, nel gruppo con le Mamme No Fast, che fece la prima uscita nel 2018 per andare con questo argomento fuori dall'Italia, quindi andammo a Bruxelles la prima volta, e il nostro slogan quel giorno, in quei 2 o 3 giorni, era proprio non c'è più tempo. Nel 2018 dicevamo questo, quindi effettivamente ormai il tempo, come dicono tantissimi scienziati, la maggior parte, il 90-95% degli scienziati al mondo sta da tempo allertando tutti noi su questi aspetti, lo dicono naturalisti, lo dicono geologi, lo dicono tutti coloro che si occupano di salute, e quindi è il momento adesso di ascoltare anche la scienza e di in qualche modo fare pressione dal basso perché la politica ascolti i cittadini, le cittadine e la scienza. Abbiamo Lino da Mantova, ciao Lino. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Volevo aggiungere, mi piace questa trasmissione perché io ho 28 piante da frutto e sono 40 anni che mi hanno insegnato, faccio biologico, nessun pesticida. E le piante sono tutte sane, ma non voglio, se vuole le dico anche cosa le do, se no io non vado inoltre, mi proseguo in campagna amica e così via, ce ne sono 2 vicino a me, io abito in città, ma cosa fanno? Lo so, e quando vanno nei supermercati la gente compra quello che costa meno, non legge sopra, io prendo residuo zero, signora, biologico e residuo zero, bisogna che la legge, ma quello costa di più, e allora purtroppo è sempre lì, ma in campagna fanno così, c'è niente da fare. Ecco, io voglio dire solo quello, ma non che la roba non venga, perché ho pomodori, ho melanzane, ho zucchine, tutto, però non spendo nulla, quello credo io. E ho tutto bello e sano. Anch'io gli orti sociali, ho fatto vedere, Lino, hai visto questa mattina che ho detto zero, sì, solo acqua, e sì, l'insalata era così bellissima, avete visto le zucchine, i cetrioli, i fagioli, è vero, però bisogna essere fortunati avere anche il terreno, dico io a volte, perché l'importante è anche del terreno. Vorrei anche capire, il dottor Ferrarese, però, ecco, questo grano che viene dall'Ucraina, che noi mangiamo, perché poi ci occupiamo di qualcos'altro, ma veramente cosa ci danno da mangiare, perché con tutte queste armi chimiche che ci sono, che poi cadono nel terreno, perché è inutile che ce la raccontiamo, forse non ce la dicono proprio giusta, e soprattutto l'investimento negli armamenti fa veramente impressione questo, perché vuol dire che in futuro prevedi che ci siano delle guerre, bisogna armarsi, perché c'è sempre quello che si sveglia una mattina e che dice adesso schiaccio un bottone e faccio saltare tutti per aria. Guardate cosa sta succedendo a Gaza, ospedali, chiese, chi ne ha più ne metta, poi è stato uno sbaglio, si pensa a te se è uno sbaglio, che si vede anche dall'alto, vedono anche la punta dello spillo, capisci che non ci stiamo proprio, e specialmente alle fragilità che non possono neppure scappare e difendersi. Prego, dottor Ferrarese, come concludiamo? Senz'altro c'è questo timore. Già il fatto, quando un paese comincia, o anzi i paesi cominciano ad armarsi, è un segno molto preoccupante, perché vuol dire che c'è paura, c'è diffidenza e che il dialogo comincia a diventare non più prioritario ma già una seconda opzione.
Questo un po' è il mio timore, per carità, spero di sbagliarmi. E per il resto sì, siamo sempre lì con la cura del nostro ambiente, del nostro territorio, che deve essere ormai una priorità. Anche il dottor Lupo ci ha appena detto che sì, ormai è già troppo tardi adesso e dobbiamo svegliarci. Deve svegliarsi però un po' tutta la società in senso lato e dobbiamo anche fare dei passi indietro o capire quali sono gli elementi cruciali dei nostri comportamenti su quello che crea ingiustizia. Non so, non possiamo bruciare tantissimo petrolio, anche se stiamo facendo dei passi notevoli in questo senso, però da dove viene, che cosa comporta, cosa succede nel delta del Niger con il petrolio, e in tanti altri posti, e l'Amazzonia con i metalli rari, eccetera. Sono problemi che ormai coinvolgono tutti. Il grano dell'Ucraina io veramente non ho idea di come se abbia dei problemi o meno. Del resto l'Ucraina è stato granaio d'Europa, dell'Africa. Il primo anno di guerra fu drammatico per i paesi africani. Tutta questa relazione che abbiamo nel nostro pianeta ormai, villaggio globale si chiama, non ci permette di avere grosse crisi di questo tipo, cioè ne paghiamo lo scotto e quindi dobbiamo essere molto, molto attenti, molto premurosi tra di noi e i nostri vicini. Questo sì, avere questa attenzione. Ho sentito parlare in queste 2 ore di partecipazione, comunità. Forse è quello da cui dobbiamo ripartire, proprio anche con molta umiltà, coltivando la parsimonia, ad esempio. Castelli, no castelli, basta una casa, insomma. Così, ma qui adesso io perdo. No, ma bisogna anche perdersi nei sogni, perché mi sa che sogneremo tanto ancora, purtroppo, perché se qualcuno non ascolta non possiamo essere anche bravi, ecco, anche preparati, competenti, però bisogna che qualcuno ci ascolti. La soluzione prima o poi la si trova. La paura è che sia una soluzione traumatica. Quello è il problema, e soprattutto che la politica evitarlo, si accorga che c'è la meritocrazia, ecco, che forse con la meritocrazia persone competenti e bravi che le abbiamo, invece di farli andare all'estero, che rimangano qui in Italia, e il futuro magari migliorerà anche per noi. Allora, prima di salutare il dottor Lupo vorrei vedere questa educazione ambientale. Andiamo a Vicenza, poi salutiamo il dottor Lupo e anche il dottor Ferrarese. Rispetto per l'ambiente, la sua cura, la conoscenza delle specie di flora e fauna a rischio di estinzione, un'attenzione al creato che nasce e si coltiva sin da piccoli, a scuola. È questo l'obiettivo del programma di attività di divulgazione ambientale svolta nelle scuole attraverso un progetto messo in campo da Carabinieri Forestali del gruppo di Vicenza e dall'ufficio scolastico. Hanno aderito a questo progetto 20 scuole che coinvolgerà 1150 studenti. È un progetto di sensibilizzazione alle tematiche ambientali con l'intervento dei Carabinieri Forestali all'interno delle classi per accompagnare i ragazzi e le ragazze ad intraprendere delle azioni più responsabili e sostenibili nei confronti di tutto ciò che li circonda. Noi come specialità forestale ci occupiamo di quella che è l'educazione ambientale. Veniamo nelle scuole per agganciarci al programma di educazione civica e portare ai ragazzi i casi concreti di argomenti che già studiano, facendo vedere cosa fa il carabiniere forestale, qual è il lavoro del nucleo carabinieri forestali e del nucleo carabinieri CITES in particolare, quindi nell'ambito della tutela degli animali a rischio, dei vegetali a rischio di estinzione. L'intento degli incontri, iniziati oggi alla scuola elementare Tiepolo, è quello di appassionare gli studenti, coinvolgerli e formarli alla cultura della legalità, una responsabilizzazione dei bimbi per diventare loro stessi divulgatori di buone pratiche. Quanto questo genere di eventi è importante per le scuole, perché sono dei momenti in cui si riflette insieme e già a quest'età è importante che poi loro possano apprendere ciò che può anche sensibilizzare amici, conoscenti, parenti. Allora, dottor Claudio Lupo, come ci saluta? Ecco, con quale messaggio ci lascia? Prego, dottor Lupo.
Ma proprio agganciandomi a questo servizio, anche all'interno del movimento No PFAS abbiamo da 8 anni incontrato spesso le scuole, incontrando circa attualmente fino ad ora 8.000 studenti, quindi io credo, il messaggio è questo, credo nelle nuove generazioni, come dicevi tu Mirella, è inutile perdere talenti solo perché il paese Italia non offre loro delle opportunità che altri paesi danno, quindi il messaggio deve essere ottimistico perché ci siamo tutti e vogliamo tutti un mondo, frase che si è spesso sentita negli anni, un mondo migliore, ma dobbiamo costruirlo insieme questo mondo migliore, cominciando a fare delle scelte che possono essere anche pesanti, ma che convengono veramente a tutti, cioè non c'è salute senza giustizia sociale, quindi questo ambiente deve essere sano, vivibile per tutti. Credo che prima di tutto dobbiamo considerare sempre di più la globalizzazione come dialogo fra popoli e solidarietà fra popoli, non come conflitto fra popoli. Grazie veramente, grazie al dottor Claudio Lupo, esperto Medici per l'Ambiente, di essere stato con noi, veramente grazie anche al dottor Francesco Ferrarese che ha dato un'elaborazione di dati, ma soprattutto queste questioni del territorio molto importanti. Vedremo se la politica per una volta ascolterà, non deve sentire, deve ascoltare e deve agire, soprattutto agire perché non c'è più tempo da perdere, come hanno detto i miei ospiti. Pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Eleonora Ranieri, estetista. Buongiorno. E poi vi spiegheremo perché. Grazie Eleonora di essere qui. Grazie a te Mirella. Saluto anche il dottor Umberto Folena, giornalista. Buongiorno dottor Folena, grazie anche a lei di essere qui. Gioco d'azzardo alla grande, anche l'uomo per noi è un azzardo. Allora io partirei proprio da Eleonora Ranieri, estetista. Perché? Perché abbiamo parlato di prevenzione soprattutto con l'uomo che non si cura, l'uomo che fa fatica ad andare dal medico, deve essere sempre accompagnato dalla moglie o dalla compagna, che fa molta fatica a fare prevenzione, mentre noi donne siamo un libro aperto. Sì. Noi veramente cerchiamo di aiutare anche loro, l'uomo che fa fatica anche a capire che c'è un cambiamento che può fare se anche una persona anche molto grintosa, molto arrabbiata, eppure fanno fatica, arrivano sempre con la donna. Allora, com'è l'uomo nel 2025 quando arriva in questo istituto estetico che si cura, parla, non parla, e poi la coppia che arriva assieme, il rilassamento, il massaggio assieme, finalmente qualcosa si muove. Prego Eleonora, cosa ci racconti? Allora, l'uomo rispetto alla donna fa sempre più fatica ad approcciarsi al mondo dell'estetica e come dicevi tu Mirella, spesso viene approcciato grazie all'aiuto della mamma, della compagna, della sorella, si approccia grazie alla spinta che hanno le donne verso l'uomo. Diciamo che nel nostro centro estetico seguiamo più donne, quando arriva l'uomo arriva perché ha un'esigenza, un problema da risolvere, quindi un problema alla pelle, un problema muscolare, oppure semplicemente negli ultimi anni si è avvicinato grazie anche al mondo dell'epilazione laser. Avete capito? Perché cioè, il pelo lo disturba? Sì, il pelo disturba l'uomo, soprattutto agli sportivi. Non piace il pelo e quindi l'epilazione laser è stato una spinta per l'uomo ad entrare nel centro estetico. Nel nostro caso entrano anche in coppia. Noi abbiamo un mondo dedicato alle coppie, quindi la nostra suite spa, e spesso vengono insieme alla compagna, si dedicano un mondo di relax in questo mondo ormai pieno di stress, di frenesia. La coppia ha bisogno di ritrovarsi. Parentesi Eleonora, vengono di più con la compagna o con la moglie? Che sono due figure diverse. Lì più con la compagna. Con la Forse compagna. Perché sono più giovani? Sì, sono più giovani.
Ma negli ultimi anni anche siamo quasi al 50 e 50, abbiamo anche mariti e mogli, sì. Oppure delle volte delle volte si dedicano uno spazio anche due amiche, due sorelle, non per forza uomo e donna. Ecco, avete capito, ecco l'apertura che stiamo cercando di fare con Eleonora questa mattina per far capire che dobbiamo iniziare a parlare di persone e non di sesso. Abbiamo Luigi da Padova, vai Luigi e poi continuiamo. Buongiorno al suo ospite. Buongiorno. A dire la verità, io intervenivo per confutare quello che ha detto il professore prima. Sì. Vede, io mi reputo una persona che, seppur non ho studiato, sono molto sveglio. Nel senso, quando sento parlare di globalizzazione, dando alla parola globalizzazione dei contenuti volatili, mentre invece la globalizzazione è una cosa che dovrebbe essere molto importante, che le persone che girano per il mondo, se non sono preparate, non servono a quel mondo che le ospita, perché noi abbiamo bisogno di gente preparata, dei tornitori, fresatori, che non si improvvisano dalla sera alla mattina. Abbiamo bisogno di tecnici, tutti i nostri artigiani eccetera, hanno bisogno di persone professionalmente preparate, altrimenti si prendono delle persone che non parlano in italiano, che non sanno fare niente, devono essere formate e diventano un costo per chi le assume ed è una bestemmia grande come una casa, perché come fa un artigiano a pagare 1.200 euro? Dovrebbe pagare 1.000 euro senza pagare nessun tipo di tassa e di contributo per la persona che assume, perché altrimenti cosa dovrebbe far pagare l'artigiano il prodotto che deve andare sul mercato? Cioè, gente, questi professori non conoscono il mercato, che cosa vuol dire fare l'artigiano o fare il piccolo imprenditore, e siccome il nostro paese è pieno di aziende, di piccole aziende, di microimprese, o eliminiamo le microimprese e mandiamo le persone che fanno le microimprese a fare altro. L'unica cosa che io vedo che questa grande manovalanza che c'è è utile è per la malavita, perché abbiamo tutte le piazze d'Italia che sono piene di spacciatori di droga. E questa Grazie, è una Luigi, realtà fammi che andare nessuno avanti, può... se no non ce la faccio. Le riflessioni le hai fatte a voce alta, ognuno poi le fa anche a casa. Vorrei sentire anche a cosa ne pensa il dottor Umberto Folena, giornalista, poi si vuole commentare anche questa telefonata, ma questo uomo che fa fatica a fare prevenzione, a curarsi se non accompagnato, però non si vergogna a giocare d'azzardo, non si vergogna a farsi vedere che gioca... Prego Folena, prego. Non sono un tuttologo, so alcune cose, quindi sono totalmente impreparato in tema di estetica, estetismo, estetica in senso filosofico magari qualcosa, è lo stesso anche sui temi della globalizzazione, quindi se volevate un tuttologo dovevate chiamare qualcun altro. Io veramente ho chiamato stamattina lei per parlare di questo uomo che non si vergogna a giocare. Che è molto importante. Chiedo scusa, ve lo ammetto, se devo dire delle sciocchezze, ma preferisco, in televisione non vengo a dire sciocchezze. Io ho portato delle pagine di giornale perché stiamo andando in vacanza, si parla di cura della persona, ma c'è anche la cura dell'ambiente, ne abbiamo parlato prima, e sta capitando qualcosa di strano, di nuovo, di anomalo, di preoccupante, specialmente in montagna. Le vacanze in montagna, pensate che in un mese ci sono stati 83 morti in montagna, è un dato nuovo preoccupante. C'è la montagna che è letteralmente presa d'assalto e che non riesce più ad assorbire i suoi ospiti. Non tutta la montagna, soltanto alcuni luoghi particolari. Quali sono questi luoghi particolari? E qui si parla di moda, che non c'entra con l'estetica, moda, ossia gli influencer, quelli che vanno a farsi i selfie
in alcuni particolari luoghi di montagna, dicono che bello, sono qui, guardatemi, ho queste montagne alle spalle, e poi il giorno dopo, la settimana dopo, arrivano in 1000, 2000, 5000, 10.000 che vogliono andare nello stesso posto a farsi la stessa foto per pubblicare, per dire guardate anch'io sono stato nello stesso posto. Ecco, questo uso della montagna sta distruggendo la montagna. Non so se la regia è in grado di mandare... Sì, le abbiamo pronte, dottor Folena, le abbiamo pronte. Con calma facciamo vedere tutto e parliamo non è di questa tutto. Però, ecco. Questa è un'altra cosa. Possiamo parlare anche di questo. Ecco, questa è la pagina di cui stavo parlando, perché l'intervista a Maurizio Dall'Antonio, è il capo del Soccorso Alpino Nazionale, che dice appunto queste cose. Ossia, ci sono persone che vanno in montagna in infradito, fanno delle cose assurde, senza essere preparati, senza guardare il meteo, e poi muoiono. Se va bene si fanno male, se va male vengono soccorsi, e poi magari si rifiutano di pagare i salvataggi, come se fosse un diritto rischiare la vita, essere salvati con l'elicottero, e poi di fronte a un conto di 1.000 euro, perché se io muovo un elicottero, 4 o 5 soccorritori, i costi non sono quelli dell'autobus, preferisco non pagare. Ecco, questo è un qualche cosa che sta capitando e che per conto mio è gravissimo. E che cosa si può fare? Ci sono altre pagine, magari possiamo far vedere quello che sta succedendo in Val Gardena, dove alcuni valigiani, in un luogo dove c'è la moda di farsi i selfie, eccolo qua, vedete cosa è stato fatto? All'inizio di un sentiero è stato messo un tornello, si paga 5 euro, non si sa se sia legale, se sia illegale. Il sindaco di Santa Cristina dice non c'entro, dovete rivolgervi alla provincia di Bolzano. La provincia di Bolzano dice non è mia competenza, dovete rivolgervi al comune. Fatto sta che su questo sentiero c'è la coda di centinaia di persone. Perché? Perché a 300 metri da lì c'è un punto dove si vedono bene le odole, cime meravigliose di moda, dove bisogna farsi i selfie, perché così lo metto sulla mia pagina di Facebook, su Instagram, e faccio TikTok e ho tanti follower. Ecco, questo è un modo di usare la montagna aberrante. Però è anche vero, dottor Folena, devo correre, se no non ce la faccio, anche un altro ospite. È anche vero che queste persone che si fanno i selfie sono tutte perfettine. Ecco, ad esempio, gli sportivi hanno le gambe completamente rasate, li vediamo tutti belli abbronzati, poi è di moda la barba, questa barba perfetta, il pedicure, questi infradito, ma con le unghie, guardate specialmente l'uomo quando ha le infradite, se vedete le unghie di una volta. Ecco, tutto torna, cioè questa figura che anche quando fa il selfie deve essere un selfie perfetto, la bocca perfetta. Ecco, un altro organo che molte donne poi in questo periodo che richiedono sempre di più. Cos'è più richiesto, Eleonora? Ecco, cos'è che chiede sia l'uomo che la donna? Allora sentiamo la tendenza. Allora, i primi anni nel mondo dell'estetica, parliamo di anche 10 anni fa, chiedevano molto il mondo nails, le unghie. L'estetica è alla base per la donna. La donna in primis mette l'estetica. Ripeto, l'uomo mette anche l'estetica, perché ci sono uomini che appunto ci tengono molto all'approccio estetico, ma l'uomo ha un'esigenza più di soluzione al piede che mi fa male, soluzione al pelo che mi dà fastidio, soluzione alle spalle, alla schiena che è indolenzita. Hanno un approccio diverso uomo e donna, però a livello di estetica, ripeto, vanno molto ancora le mani, tutto ciò che si vede. Le sopracciglia degli uomini, specialmente i giovani, non è che sono un po' troppo effeminati? Non tutti, ma c'è una tendenza. I giovani tendono ad esserlo di più rispetto all'uomo di una volta. Il giovane tende a voler sopracciglia perfette, depilato perfettamente, non ama più il pelo, il giovane di oggi, quindi sì, sicuramente c'è un approccio un pochino più esteta.
che è una cosa veramente, ecco, che fa anche un po' riflettere. Ma soprattutto quello che vorrei capire è che quanto ti aiuta anche la nuova tecnologia, perché voi avete degli strumenti incredibili adesso, sono degli strumenti che veramente fanno riflettere su quella che è stata anche la ricerca, ad esempio. Ecco, vengono richiesti questi strumenti, com'è la questione? Sì, adesso addirittura... Il massaggio classico, diciamo, rispetto al massaggio con lo strumento. Allora, il massaggio con lo strumento si tende a fare più per risolvere un problema estetico, quale potrebbe essere cellulite, ritenzione idrica, in quel caso là. Per quanto riguarda problemi muscolari si tende sempre a rivolgersi al massaggio manuale, proprio dobbiamo sentire cosa c'è sotto. Poi la tecnologia serve molto per quanto riguarda l'epilazione laser. Senza il laser non riusciremmo a togliere ed eliminare i peli. Le microcamere che ad oggi ci permettono di analizzare la pelle in profondità o semplicemente analizzare un pelo. Quindi la tecnologia ci ha fatto fare dei passi grandissimi, ci aiuta anche a noi a non utilizzare solo le nostre mani, ma anche ad utilizzare degli strumenti che ci alleggeriscono il lavoro, ma che sono comunque performanti. Quanto è importante dopo delle sedute guardarsi allo specchio e vedersi piacevoli, ecco, vedere che il tuo corpo è cambiato a livello anche psicologico, quanto importante è? Sì, è tantissimo importante, proprio per questo io credo che ad oggi il mondo dell'estetica è prendersi cura di sé a 360 gradi. Noi non lavoriamo solo a livello estetico, ma lavoriamo proprio a livello del benessere della persona, della prevenzione. E anche e soprattutto lavoriamo a livello dell'ascolto. Tante persone vengono da noi anche per essere ascoltati, perché purtroppo c'è molta solitudine ad oggi. Parlano di più le donne o gli uomini? Si fa fatica a far parlare la figura maschile? Sì. La figura maschile è molto più chiusa, ma questo è constatato perché anche le donne stesse ci raccontano che a casa l'uomo si apre poco, va sempre un attimo spinto, e anche l'uomo da noi deve prima acquistare una grande fiducia prima di aprirsi, non si apre facilmente, deve trovare competenza e professionalità, altrimenti non si apre neanche in modo aperto e non si confida come si confida la donna. E anche perché le donne parlano un po' di tutto, non parlano solo di calcio, di sport o della partita a carte, siamo diverse. Ecco, dottor Folena, quello che vorrei capire, a parte che la vedo molto bello, elegante, pulito, lei va dall'estetista, dalla massaggiatrice qualche volta, dottor Folena, tutto bello rasato, perciò vuol dire che anche lei ci tiene a far bella figura, o sbaglio? Io modestamente sono l'estetista di me stesso, sono bello di natura, non ho un granché bisogno di interventi, ma vorrei chiedere alla dottoressa Ranieri un parere professionale. Se la regia gentilmente manda in onda l'immagine di Corona appeso all'insegna della ferrata della Paganella, ecco, vedete Corona, ecco, dottoressa Ranieri, lei quali suggerimenti estetici potrebbe fare Corona per apparire nel suo maggior splendore? Ecco, vorrei un suo apporto professionale. Ecco, questo ho pubblicato ho portato questa immagine per dire questa è un'immagine criminale, perché Corona a 75 anni ci fa vedere quanto è forte e quanto è bravo, è assicurato come vedete col cordino, ma queste immagini sul Corriere della Sera, pubblicata in decine e centinaia di migliaia di copie, rischiano di provocare emulazione, specialmente in qualche giovane che non ha molto cervello e che fa la stessa cosa, magari senza essere assicurato. Speriamo non succeda niente. Dottoressa Ranieri, mi dia un parere, lei conosce Corona. Come soggetto, è interessante, lei che cosa farebbe con Corona? Ma sinceramente farei tutt'altro, non lo rivolgerei nel nostro ambiente, ma per quanto sicuramente lui anche andrà dall'estetista, però non condivido assolutissimamente questi tipi di visione, di immagine che danno anche al mondo giovanile. Insomma, si crea poi una certa, un voler copiare un po' quello che fanno,
sono gli influencer. Anche da noi spesso vengono persone giovani che ci parlano del mondo dei social ad oggi e io non condivido l'esagerazione in tutto e per tutto, anche nel nostro mondo. Tendo sempre a limitare dove si vuole esagerare. Però ha ragione il dottor Folena e condivido l'emulazione. Lo sa che ieri ho fatto un piccolo test, dottor Folena, ai ragazzi, ho chiesto loro, è meglio un giorno da leone o 100 da pecora? Sa che quasi tutti mi hanno risposto un giorno da leone? Io sono molto preoccupata e sono i giovanissimi, quello che dice lei. Sì. Ecco, l'emulazione, sì. In quel momento io voglio fare quello senza pensare al pericolo, sì. A quello che comporta, eppure l'emulazione è questa. E soprattutto questa... A me preoccupano queste domande, cara Mirella. Vabbè, ma le devo queste pur fare? Che vanno di moda, meglio un giorno da leone o 100 da pecora. È una cavolata di domanda, ma non esiste questo opt-out. Ma cosa vuol dire? 100 giorni da pecora? Ma io non voglio fare la pecora, ma neanche il leone, per carità, dovesse capitarmi. Sono costretto a compiere un atto eroico, bravo io se riesco a farlo, ma questi opt-out, sinceramente, io credo che ci sono infinite vie di mezzo, infinite vite positive, interessanti, intelligenti, dove non occorre fare il leone. Ma non passa, dottor Folena, non passa, perché su questa domanda banale che lei dice per un giovane, rispondono voglio subito, essere perché non mi ascolta, leone, dottor Folena? Vuol dire che distruggiamo una generazione. Ho capito, però non passa il messaggio positivo, passa quello negativo, non c'è niente da fare. A questa domanda rispondono immediatamente e sono convinti anche di quello che dicono. È questo che mi preoccupa. Sì. Facciamogli delle domande diverse. Ah sì, gliele faccia lei, vediamo se rispondono poi alla fine. No, vorrei proprio vedere se rispondono alle domande diverse. Dottor Folena, quello che però lei ha fatto vedere fa anche capire i controlli. Lei ha fatto vedere, ecco, questo passaggio dove si paga del denaro e nessuno interviene. Io lo trovo un po' stupefacente che nessuno dia una risposta. La polizia locale non risponde, ecco, il comune non risponde, eppure ci sarà qualcuno che ha messo... No, c'è purtroppo che c'è un uso, dico questa parola che è brutta, un uso della natura, dell'ambiente. Abbiamo parlato dell'ambiente in altro senso, gli ospiti precedenti, l'uso dell'ambiente, della natura, della montagna, che è orribile, è un abuso, insomma. Il consumismo è arrivato anche lì, la montagna viene consumata, e invece va abitata, va visitata, va amata, va migliorata. C'è un vecchio detto scout, lascia un luogo migliore di come l'hai trovato. E quanti di noi vanno in montagna con questa precisa idea? Voglio lasciare questo prato, questo bosco, se possibile, migliore di come l'ho trovato. E poi si va tutti negli stessi posti, perché siamo un po' pecore, questo sì, hai ragione Mirella. Vale. Non è che vogliamo, siamo un po' pecore, vediamo l'influencer, tutto bello che è stato dall'estetista, vabbè, non importa. Pensate che vanno in quel posto in abito da sposa a farsi le fotografie là in cima, perché è di moda. Allora, ci sono gli influencer, che sono questi signori che fanno i soldi perché si fanno vedere e vogliamo anche noi andare negli stessi posti, per cui la montagna è enorme. Noi in Italia abbiamo una fortuna che nessun altro in Europa, nel mondo no, ci sono i canadesi, ma in Europa nessuno ha la fortuna di avere un arco alpino grande, vasto e vario come il nostro. C'è un'infinità di luoghi di vacanza dove possiamo andare. E invece ci concentriamo sui 5, 10, 20 posti di moda, dove ci facciamo i selfie, dove dobbiamo far vedere che siamo stati, e facciamo code di chilometri e perdiamo ore e ci facciamo intruppare e roviniamo tutto, esasperiamo le persone e andiamo sempre nei stessi posti. Allora andiamo in montagna in vacanza, benissimo, prendiamo una carta geografica e scegliamoci una valle sconosciuta, dove non siamo mai stati e dove sicuramente troveremo un albergo, una locanda, una affittacamere, un bed and breakfast, dove non c'è bisogno di fare code, andare ai tornelli e finire sui giornali. Ecco, magari evitiamo di fare come il magnifico Corona, personaggio interessantissimo, affascinante, ottimo scrittore,
di grandissimo fascino, ma quando si fa le foto appeso al cartello della Paganella, io non so se il consorzio della Paganella gli ha pagato almeno un'ombra di rosso, o gli ha dato dei soldi o l'ha fatto gratis. Ma ecco, queste cose non facciamole, non diamogli retta. E vabbè, in questo caso è un 75enne che dimostra tutta l'età che ha, purtroppo. Allora, invece a Eleonora Ranieri vorrei chiedere, invece io l'ho invitata anche come imprenditrice, quanto importante è la formazione, quanto fatica stare a galla, queste tasse, questi affitti, questa professionalità che viene richiesta, come hai spiegato molto bene, ma si fa sempre più fatica. Ecco, cosa vuoi dire? Come vedi la situazione, Eleonora? Allora, adesso per stare, come dici tu, Mirella, a galla, devi essere sempre all'avanguardia, formato, investire. E nessuno ti sponsorizza, devi investire di tasca tua ad oggi, cioè nessuno ti dice ti do un tot, formati, vai a fare i corsi, quindi devi investire tantissimo. Contributi a fondo perduto. Esatto, devi organizzarti proprio un vero business planning, non sei più l'estetista che lavora in cabina, sei l'imprenditrice. Se non sai fare amministrazione, marketing, i giusti investimenti, crolli e cadi, perché nessuno ti aiuta. Siamo abbandonati noi piccole imprese a noi stessi. E la burocrazia, questa burocrazia anche che bisogna avere il commercialista, bisogna sempre, come dici tu, investire, non basta mai, bisogna sempre che sei sul pezzo nel vero senso della parola. Quanto poi influisce su quello che è poi il lavoro alla fine? Influisce tanto, perché ci sono, a parte che comunque dobbiamo essere sempre appunto sul pezzo, sia a livello di burocrazia, poi anche a livello di gestione dei dipendenti. Non è facile perché anche lì i costi per noi sono alti, per quanto il dipendente recepisce sempre più o meno quello stipendio con qualche bonus in più, però per noi imprese anche lì è difficile gestire gli stipendi, le buste paghe, tutto quello che comporta anche un costo dipendente, e ti approcci al commercialista, al consulente del lavoro per trovare le soluzioni migliori per stare in piedi. E quella formazione, queste persone che vengono a lavorare nel tuo negozio, cosa dicono, come le vedi? Ecco, manualmente tante persone dicono che ai giovani manca la manualità, tu invece hai bisogno di questa manualità, come vedi? Sono formate abbastanza? Queste scuole di formazione sono sufficienti? Come vedi queste dal tuo osservatorio importante, Eleonora? Allora, io mi interfaccio spesso con le scuole di formazione, ho delle collaborazioni, mi mandano anche delle ragazze in stage e dico sempre a loro, sono formate a livello tecnico, a livello base tecnico, perché ovviamente una scuola può arrivare fin là. Quello che manca ai giovani ad oggi, quando arrivano nel mio centro, è una crescita, per quanto giovani sono, una crescita morale. Spesso arrivano spaesati, non sanno neanche cos'è il mondo del lavoro, credono che sia un gioco. Non so se arriva questo appunto dai social, dal mondo social, ritornando a quello che dicevamo prima, perché si vedono tanti influencer che sembra che facciano i soldi in modo facile, no? E quindi pensano che sia tutto un gioco. Tante ragazze si approcciano al mondo dell'estetica solo per il make-up, per le unghie, ma noi non siamo solo questo. L'estetista è sempre sottovalutata, l'estetista è quella che fa le unghie, è quella che fa il trucco. No, noi ci occupiamo di benessere veramente a 360 gradi. Ci sono persone che arrivano da noi veramente con situazioni di gambe pesanti, che non riescono a camminare, o la pelle, persone che hanno situazioni di acne, che visivamente hanno dei disagi, persone che visivamente e fisicamente hanno dei disagi. Noi non siamo solo quelle delle unghie e del trucco, e spesso le giovani confondono questo, non pensano che dietro deve esserci una formazione e uno studio, non vogliono studiare, non vogliono formarsi. Tante volte quando dico
non alle mie collaboratrici che ormai sono entrate nel mio mood, quindi nel mio mondo. Loro vengono formate, studiano, si formano e sono delle brave operatrici, ma spesso chi entra nel centro, quando faccio i colloqui, dico: sei disposta a studiare, a formarti? Non tutte sono disposte a farlo. Questo è un grande problema. Allora andiamo a vedere invece cosa ha detto, perché è importante anche capire come si muove la politica. Andiamo a sentire la consigliera Luisetto sulla fragilità del territorio. Andiamo a sentire. In merito alle frane cadute in questi giorni nel Vicentino, che purtroppo si stanno susseguendo in varie zone del nostro territorio, credo che le dichiarazioni da parte della Regione dell'importanza dei monitoraggi non siano sufficienti. Dopo la frana che ancora oggi tiene in scacco la statale Valsugana, dopo lo smottamento che per l'ennesima volta ha colpito i collegamenti viari con il Trentino all'Aste Basse, la politica chiede agli amministratori una maggiore attenzione. Serve un piano sistemico di presa in carico di questi tratti stradali assieme agli enti gestori appunto di questi tratti, ma un piano che guardi alla prevenzione, alla messa in sicurezza, a garantire una fruibilità non continuamente messa a rischio da eventi di questo genere. Il dito è puntato contro chi, da Venezia o da Roma, non sempre è stato vicino al territorio. Basti pensare a ciò che è successo in Valsugana. Dopo le passerelle dei politici nazionali e regionali stanno ancora attendendo risposte chiare, stanno ancora attendendo la soluzione di una criticità che blocca la viabilità di intere comunità. Sono in molti a chiedere che si passi una volta per tutte dal dire al fare su un tema, quello della fragilità del territorio e della viabilità, che interessa una vasta zona del Bassanese e del Veneto. Credo che sia necessario passare dalle parole ai fatti e non accontentarci di controllare ciò che succede, ma costruire un progetto di insieme, di sistema, di presa in carico e messa in sicurezza. Allora, dottor Folena, questo servizio era del 2024, eppure era chiaro il messaggio: bisogna intervenire, bisogna fare, il territorio è fragilissimo. Prego. Cara Mirella, vi sembra strano e non sorridete, ma siamo un popolo, noi italiani, che orgogliosamente non studiamo la storia. Non serve a niente. Cosa serve? Studiamo altre cose. In realtà, se studiassimo un pochino la storia, un po' di curiosità, dovremmo sapere che l'Italia da sempre, da millenni, è un territorio che frana, continua a franare. Le prime cronache scritte che abbiamo sono quelle del XII secolo, ci parlano di un territorio che continua a conoscere frane, e nel Veneto specialmente. Oh, è franato il territorio, ma come mai è franato? Continua a franare, sono secoli che franiamo. Le montagne, oh, c'è una frana in montagna sulla statale Alemagna, chissà come mai. Ma basta guardare i ghiaioni, tutte le colate di terra, le montagne si sbriciolano, le Dolomiti sono montagne che di per sé tendono a sbriciolarsi, ma non oggi, oggi di più, perché con il riscaldamento, con l'aumento della temperatura, il permafrost, ossia quel ghiaccio che tiene insieme terriccio e roccia, sciogliendosi, tende a eliminare il collante, quindi le frane sono ancora più favorite. Ma che l'Italia frani sia un territorio delicato a cui dedicare amore, attenzione e cura, lo sappiamo da sempre, da secoli, così come sappiamo che siamo un territorio che ha i terremoti. Prima o poi ci arriva un terremoto, è sicuro. Speriamo chi se l'aspettava? No. Un terremoto, una frana, ma che disgrazia! Lo sappiamo, perché sono le cronache del Medioevo che ce lo raccontano. Mirella, sveglia Veneti, ma nel senso, ma io lo dico sempre, sveglia Veneti, dottor Folena, ma il problema è che non si svegliano. Quindi, poco. Mettiamo le toppe prima che venga giù tutto, ma questo lo sappiamo, e siamo dei polli perché siamo sempre presi alla sprovvista, ma non è una fatalità, è la nostra dabbenaggine.
Grazie veramente, grazie al dottor Umberto Folena che dalla sua visione ha fatto capire l'importanza anche lui, come abbiamo fatto tutta la mattinata, il rispetto per l'ambiente, del territorio, crescere culturalmente, fare squadra, avere a cuore questa meraviglia che abbiamo ancora. Ecco, però bisogna cominciare a mettere delle pezze sicure e importanti, perché cosa lasceremo sino ai nostri ragazzi? Il futuro è loro, non è di sicuro nostro. Allora, Eleonora Ranieri, il futuro è loro. Cosa chiederesti tu alla politica come imprenditrice? Adesso abbiamo i dazi, vedremo come andrà a finire, tutto costerà di più, bollette care che incidono molto anche nelle vostre attività. Ecco, cosa vorresti chiedere alla politica? Io sinceramente vorrei chiedere che ci potessero farci veramente i conti in tasca, perché per quello che ci chiedono ad oggi a conti fatti rimane poco ad un imprenditore, rimane uno stipendio normale come ce l'hanno le mie collaboratrici, ma con dei rischi maggiori, dello stress maggiore e tanta più fatica che fai ad oggi. Quindi chiederei di abbassarci le tasse, perché sono altissime, e di rivedere alcune situazioni per quanto riguarda anche il costo dei dipendenti, che per noi è veramente alto. Cioè, se tu non hai nessuna agevolazione, il dipendente ti costa il doppio di quello che tu lo paghi. I contributi per me sono troppo alti quando prendi un operaio che non ha, a cui non riesci, perché poi diciamoci la verità, anche le agevolazioni, Mirela, io adesso ho appena assunto un'altra operatrice, ho 5 dipendenti, non ne ho una, 5. Ogni volta che io chiedo, ho qualche agevolazione su questa ragazza, è over 30, cioè non riesci mai a subentrare alle agevolazioni che loro danno. O deve aver avuto la disoccupazione per 1 anno, 2 anni. Tanti paletti. Come fai a selezionare una persona con tutti i paletti che ti danno per usufruire di un'agevolazione? Non riesco ad usufruire mai di nessuna agevolazione. Non ce la fai, e quindi il costo dipendenti è altissimo. E quindi un'azienda tra costo dipendenti che ti costano il doppio, considerando contributi, tredicesima, TFR, perché devi fare anche un accantonamento del TFR, e ripeto, lo dico a tutti, il TFR va accantonato, perché altrimenti un'azienda, se si trova come me nel 2021, che me ne sono andate via 4 in un colpo dopo il Covid, che il Covid ha destabilizzato un po' tante persone, io mi sono trovata 11.000 euro di TFR da pagare. Detto tutto. E con queste parole io ringrazio veramente Eleonora Ranieri, estetista ma imprenditrice. Grazie. Come volevo io sentir parlare anche queste persone che devono supportare, dobbiamo assolutamente supportare, perché sono le nostre attività, il futuro dell'Italia era fatto di queste piccole attività, non delle multinazionali. Grazie ancora al dottor Umberto Folena, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Buongiorno a tutti voi. Oggi vi presentiamo una tagliata di manzo all'aceto balsamico, pinoli, su un lettino di rucola con dei dadini di pomodoro, del concassè di pomodoro come contorno. Iniziamo a preparare il piatto prendendo una fettina di controfiletto di manzo o filetto a seconda di ciò che preferite ed andiamo a appoggiarlo su una griglia. Se non siamo in possesso di una griglia possiamo scottare leggermente le 2 parti della carne anche in una pentola antiaderente. Lo scopo è quello di chiudere l'esterno della carne in modo che restino all'interno tutte le proprietà nutritive della stessa. Allora iniziamo a appoggiare il nostro controfiletto sulla griglia. Mentre il controfiletto si scotta, noi prendiamo una padellina con un goccio di olio, una manciatina di pinoli ed andiamo a tostarli leggermente sul fuoco in modo che prendano più sapore.
Nel frattempo il nostro filetto inizia a scottarsi per bene. Prepariamo la base del piatto. Prendiamo un piatto, ci appoggiamo la rucoletta della nonna Lella. La nonna Lella è una signora che lavora presso di noi e passa metà della sua giornata a pulirci la rucola, quindi siamo sicuri che è ben pulita e con pochi gambi. Abbiamo preparato la base del nostro piatto, lo contorniamo con un po' di concassè di pomodoro in modo che ci sia una bella nota di colore e di vivacità sul piatto. Poi andiamo a girare il controfiletto in modo che si chiuda anche dall'altra parte e spegniamo i nostri pinoli e li lasciamo in un angoletto a raffreddare. Abbiamo rosolato il controfiletto da ambedue i lati ed andiamo a affettarlo a mo' di salmone affumicato. Quindi andiamo trasversalmente, prepariamo le nostre fettine di carne che diventeranno poi appunto la tagliata, da lì il nome del piatto. Questo piatto possiamo farlo sia con il manzo che con il pollo, con vari ingredienti a seconda dei nostri gusti. Quando abbiamo tagliato la carne la disponiamo nel piatto, la apriamo leggermente ed andiamo a condirla con i pinoli che abbiamo precedentemente tostato. Poi ci aggiungiamo un po' di aceto balsamico tradizionale di Modena. Sappiamo che per chiamarsi tradizionale di Modena deve avere almeno 12 anni di invecchiamento, altrimenti è sempre un aceto balsamico di Modena ma non tradizionale. Correggiamo di sale e pepe, versiamo un filo di olio ed ecco a voi un bel piattino simpatico e colorato.